Diretta straordinaria di Antenna 3, saremo insieme fino alle 14:30. Tante le notizie che vi dobbiamo dare in questa giornata molto particolare, perché è arrivato a Venezia il Ministero dell'Interno, Luciana Lamorgese. Abbiamo già le primissime immagini del suo arrivo, si è seduta al tavolo del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Dunque andiamo a Venezia, potete vedere le immagini che ci ha inviato il nostro Filippo Fois, che è sul posto da questa mattina. È stata convocata una conferenza stampa al termine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Sapete che comitati di questo tipo sono stati organizzati già nella giornata di ieri in varie città del Veneto, Padova, Treviso, soltanto per citarne alcune, anche per cercare di definire le misure di sicurezza per le varie manifestazioni Novax che sono state convocate per la giornata di sabato. Sabato pomeriggio alle 17:30 è stato convocato un nuovo No Obligation Day, un tam tam mediatico, e proprio per questo le prefetture sono state messe in allerta. Ieri ad esempio a Treviso, ed eravamo lì con le nostre telecamere, c'era il questore, c'era il comandante provinciale dei Carabinieri di Treviso insieme al prefetto e il sindaco Mario Conte. E poi c'è un altro passaggio, quello che arriva a poco meno di un mese e mezzo dall'inizio del nuovo anno scolastico. Ieri le regioni hanno ribadito al governo la necessità di avere un Green Pass più morbido e anche di poter avere più dosi di vaccino, proprio per inoculare il maggior numero di dosi agli insegnanti, ma anche e soprattutto ai ragazzi over 12 che si appresteranno a iniziare il nuovo anno scolastico. Io saluto e ringrazio chi si è collegato con noi. Il nostro primo ospite è Massimiliano Paglini, segretario generale della CISL Belluno Treviso. Massimiliano, buongiorno. Buongiorno a lei e ai telespettatori, grazie dell'invito. Allora, grazie per essere con noi. Noi l'abbiamo invitata questa mattina perché oggi pomeriggio alle 17 ci sarà un'importante manifestazione, Fermiamo le stragi sul lavoro, manifestazione unitaria convocata dalle 3 sigle sindacali, e purtroppo ai noi dobbiamo dare ai nostri telespettatori la notizia, che è davvero di questa mattina all'alba, di un nuovo incidente sul lavoro. Leggo l'ANSA per come è stata battuta la notizia: un uomo è morto in un incidente sul lavoro questa mattina. Siamo a Nogarole Rocca, dunque nel Veronese. La vittima è un autotrasportatore rimasto schiacciato da un mezzo nel piazzale di un'azienda di trasporti. L'allarme è scattato alle 6:30, sul posto l'ambulanza, che ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo, che dunque è morto sul colpo. Carabinieri e tecnici Spisal. L'ho letta in diretta anche per dare anche a lei, Paglini, la notizia. Siamo nel Veronese, l'ennesima strage, l'ennesima morte sul lavoro, l'ennesima vita che se ne va nel posto di lavoro. Questa volta è un autotrasportatore che è rimasto schiacciato da un altro mezzo nel piazzale. Continuano, non si fermano, questa è un'escalation di decessi. Che cosa chiedete oggi pomeriggio? Cosa chiedete con forza? Che cosa è concretamente realizzabile? Noi chiediamo a tutte le parti sociali, in particolare le associazioni degli imprenditori, ma non solo, a tutta la comunità, perché abbiamo scritto per conoscenza anche al prefetto, ai vescovi della provincia di Treviso, a tutti i comuni, ai sindaci. Chiediamo che tutta la comunità si faccia carico di questa emergenza, perché è una emergenza che ha risvolti drammatici, e lo sta rappresentando lei con questa notizia. Chiediamo che tutta la comunità si faccia carico di questa emergenza, perché non possono morire ragazzi di 23 anni, sono figli di tutti questi, non sono figli solo delle famiglie che li hanno persi, come non possono continuare a perdere arti, infortuni gravissimi a carico dei lavoratori. Cioè, c'è un tema su questo paese di civiltà, di progresso, perché la sicurezza deve essere il primo tema accanto a quello dell'occupazione, della tutela dell'occupazione, in tutte le agende di tutte le istituzioni e di tutti gli enti civili e istituzionali. Senta, Paglini, non facciamo altro che parlare dei soldi del recovery che arriveranno, di digitalizzazione, di internazionalizzazione, di macchinari 4.0. Puntiamo allo sviluppo, anche a fare a meno a volte delle risorse umane per avere questi macchinari capaci di collegarsi, di produrre e di avvisare e di seguire i processi di produzione anche da remoto. Poi però
cascano i carichi dalla gru, non gestiamo i muletti. Dov'è il problema? Che cosa manca? Manca una cultura della formazione? Chi viene assunto non è adeguatamente formato? Sono operai troppo giovani? No. Allora c'è una cultura della irresponsabilità, o meglio della responsabilità, che deve essere diffusa in tutto il paese, della legalità, del rispetto delle norme e degli investimenti, perché il costo della sicurezza sulla sicurezza non è un costo, ma è un investimento che l'impresa, l'imprenditore deve fare. Ce ne sono di ottime di esperienze nel mondo imprenditoriale che noi difendiamo e lavoriamo con loro, collaboriamo. Ma non può essere che l'erba cattiva scacci la buona. In questo paese, in questi territori, noi siamo di fronte a questo fenomeno: l'erba cattiva sta scacciando la buona, perché poi quando succedono questi fatti ci rimettono tutti, non ci rimette solo l'impresa, ci rimette l'immagine dell'azienda, ma ci rimette la collettività, perché poi ci sono danni da pagare a carico della collettività, c'è un sistema che deve essere potenziato. Quindi per noi questa questione è strategica e fondamentale anche nell'ottica della ripresa che lei diceva dell'utilizzo delle risorse del PNRR, perché secondo noi una parte di quelle risorse vanno destinate a una formazione, una stagione di formazione e di investimenti straordinari sulla sicurezza, e dopodiché vanno inastruite le pene. Non può essere che per chi non rispetta le norme sulla segnaletica all'interno delle aziende, sulla sicurezza, ci sia una sanzione amministrativa di 500 euro, solo quello. Ci deve essere un inasprimento delle pene, come è stato fatto per gli incidenti stradali. Deve essere istituito un aggravante sul reato di omicidio colposo nel caso si verifichi in ambiente di lavoro per mancato rispetto delle norme di sicurezza. Senta, ascoltiamo insieme l'intervista che la nostra Daniela Sezzia ha raccolto ieri dalla mamma del giovanissimo Battistetti, mancato a 23 anni proprio perché schiacciato dal carico di una gru. Era a Montebelluna, incidente sul lavoro a Montebelluna. Ascoltiamo insieme questa intervista perché anche la mamma ha scritto una lettera a Zaia. Ma che cosa può fare la Regione? Ce lo chiediamo e proviamo a rispondere più tardi. Intanto ascoltate questa intervista. Parteciperò con mio marito, con mia figlia, con la fidanzata di Mattia, con alcuni amici di Mattia e con i nonni di 80 anni. Vogliono essere presenti anche loro. Cosa mi aspetto? Mi aspetto che si smuova la coscienza di tante persone. Sarà presente la famiglia Battistetti in Piazza dei Signori per continuare con la battaglia iniziata 3 mesi fa, quando le è stato strappato una parte di cuore, il figlio Mattia, morto in un cantiere, travolto da un carico di una gru. Vogliamo che venga fatta giustizia, dice tra le lacrime che non si placano la mamma Monica. Voglio giustizia per Mattia e per tutte quelle ali spezzate, ho scritto nella lettera, che sono state spezzate da chi bastava solo produrre e da chi aveva solo il dio denaro in mente, non la vita di questi giovani. Monica ha preso carta e penna ed ha scritto una lettera colma di dolore ma anche di rabbia, un sentimento, dice, che non conoscevo ma che ora mi hanno fatto provare. Con Mattia altre 35 persone sono morte da inizio anno in Veneto. Offro la mia voce e la mia rabbia affinché queste vite non rimangano invisibili e dimenticate. Sono parole soffocate in un silenzio irreale, quello lasciato da Mattia in quella maledetta mattina quando è andato a lavoro e non è più tornato a casa. Il prezzo di una vita e di tante ali spezzate prima ancora di spiccare il volo può non toccare la coscienza di chi dovrebbe avere la responsabilità di salvaguardare i propri lavoratori? Io sono una mamma e non mi arrendo. Ogni volto è il volto di mio figlio e le nostre lacrime una cascata senza sosta. Ci saranno i familiari di Mattia in piazza perché questa battaglia è per lui e per tutte quelle persone che hanno perso la vita al lavoro. Così la mamma di Mattia Battistetti non si può tremare, no? Nel sentire le parole di questa mamma che ha perso un figlio giovanissimo che aveva tutta la vita davanti e come lui tanti altri, non solo in Veneto, in tutta Italia. Paglini, che cosa può fare la Regione e che cosa sta facendo concretamente secondo lei lo Stato in questo senso? Guardi, la Regione ha delle competenze in materia di sicurezza, abbiamo siglato recentemente con CIS, CISL, CGL e UIL regionale
il protocollo sugli appalti, serve comunque un passo in più, uno slancio in più. La Regione potrebbe essere promotrice, per esempio, di una proposta di modifica della norma, come dicevo prima, sull'inasprimento delle pene, perché la Regione può fare una proposta di legge in questi termini, e su questo la sosterremo a spada tratta anche noi come organizzazioni sindacali, se ci sarà questa presa di iniziativa. Dopodiché cosa possiamo fare noi, cosa stiamo facendo? Noi abbiamo dato questa mattina mandato ai legali di costituirci parte civile nel procedimento che la magistratura intenderà aprire per procedimento penale contro i responsabili della morte di Mattia. Questo è un primo passo, perché noi crediamo che quando muore un lavoratore, un ragazzo di 23 anni o un infortunio grave, ci rimette a tutta la collettività, il danno sia anche per il sindacato, per le persone che noi rappresentiamo. Senta Paglini, un altro tema, ieri avete siglato un'intesa a Palazzo Rinaldi, quindi con il sindaco di Treviso, poi c'era l'assessore sociale e l'assessore recovery, 3 sigle sindacali per la contrattazione sociale, cioè avete di fatto capito quanto importante è creare dei tavoli permanenti per poter gestire insieme le risorse che arriveranno. Dove devono essere allocate queste risorse? Cioè in questo momento con una comunità sconvolta dal Covid le priorità sono cambiate. Si rischia di togliere la sicurezza sul lavoro o questo è un tema su cui continuerete a insistere? Beh, noi assolutamente insisteremo su questo tema, continueremo anche con manifestazioni, presidi. L'idea è proprio quella di continuare mese per mese fin tanto che non arriveranno risposte, ma io penso che la mobilitazione che stiamo mettendo in atto e le sollecitazioni che stiamo attuando porteranno a dei ritorni da parte delle associazioni imprenditoriali. Mi pare che già qualcuno stamattina ha preso delle posizioni, ma ci sono già forti collaborazioni in questo senso. Una delle cose che per esempio dimenticavo prima di dire può fare la Regione è dare mandato alle URSS di potenziare gli organici degli organismi di controllo, in particolare lo SPISAL. In secondo battuta può anche specializzare meglio gli operatori dello SPISAL, perché a parte che per un periodo sono stati destinati a fare dell'altro, facevano tamponi e gestione dell'accoglienza delle vaccinazioni. Credo che in una fase di emergenza tutti debbano essere collaborativi, chiaramente, però non può durare 8 mesi, 10 mesi un'emergenza. L'emergenza è un mese, 2 mesi, dopodiché serve programmazione, quindi la Regione ha competenze in questa materia. Per quanto riguarda le risorse del PNRR e il lavoro che stiamo facendo con l'amministrazione comunale, è un passaggio chiave questo, perché assieme possiamo programmare, progettare il futuro della comunità trevigiana, della provincia di Treviso, e credo che su questo ci siano ottime potenzialità per quanto riguarda la formazione e l'inclusione sociale. Una delle emergenze che abbiamo oggi è l'aumento dei poveri e il problema della gestione delle periferie, dell'emarginazione degli immigrati. C'è tutto il tema del caporalato che sta venendo avanti pesantemente. C'è un bellissimo articolo questa mattina, una riflessione del professor Dalla Zuanna, che rappresenta quali sono i nostri vantaggi rispetto al precariato, all'abuso, all'utilizzo del precariato nel mondo del lavoro, tra cui molti lavoratori che vengono che sono stranieri, che vengono dall'estero. Credo che siano tutte tematiche sulle quali tutti quanti, tutta la comunità si deve concentrare. Ecco, ad esempio, l'ha nominato lei, no? Parliamo un attimo dell'inchiesta sul caporalato che sta coinvolgendo Grafica Veneta, quindi nel Padovano, un'inchiesta che ovviamente sta andando avanti, ci sono dei fermi, ma bisognerà insomma capire di chi sono le reali responsabilità. Però quello che sta emergendo è che molte aziende, anche grosse del territorio, lavorano in subappalto, quindi appaltano a delle aziende la manodopera sostanzialmente, quindi non sono loro stesse a procurare manodopera, ma la appaltano alle aziende. Ecco, questo è un meccanismo molto frequente in Veneto? Sì, purtroppo è molto diffuso in tutto il paese, non solo in Veneto, e per questo noi abbiamo contrastato in tutti i modi la proposta che stava portando avanti il governo di deregulation sugli appalti e sul massimo ribasso. È chiaro che serve flessibilità e serve efficienza e competitività nel sistema produttivo, ma la logica che ci deve essere sempre qualcuno disponibile a lavorare a un costo inferiore rispetto al committente non può essere accettata da nessuno, perché poi crea concorrenza sleale, certo, e dumping contrattuale, e questo è, come dicevo prima, a danno delle imprese che invece lavorano nel rispetto delle norme, sono tante, e nel rispetto della legalità.
e l'erba, come dicevo, l'erba buona deve scacciare la cattiva, non deve essere il contrario. Tra l'altro in questo caso si è scoperto perché sono stati trovati dei pakistani che avevano delle ferite, che si sono recati in pronto soccorso, quindi questo meccanismo è stato scoperto perché ci sono state delle persone che sono andate in pronto soccorso a farsi medicare. Per riuscire a aprire il vaso di Pandora e andare ad intercettare tutti questi episodi di caporalato, come si fa? Secondo lei è ancora l'unico modo è ancora avere insomma la persona infiltrata o comunque qualcuno che trova il coraggio di denunciare, cioè i controlli sul territorio? È un problema di spesa sotto organico? No, c'è un problema di spesa, c'è un problema di organici delle forze dell'ordine, delle procure. Per esempio a Belluno c'è un problema enorme di organici nella procura al tribunale, quindi c'è un problema proprio di progettazione complessiva del sistema dei controlli istituzionale. Non a caso abbiamo chiesto di potenziare gli organici della pubblica amministrazione a livello nazionale e ovviamente a livello periferico. Questo è un altro dei temi importanti perché, come diceva lei, non basta solo la buona volontà di poi qualcuno che va a denunciare, perché poi rischia di essere in qualche modo emarginato o le ritorsioni. C'è anche questo fenomeno nel mondo del lavoro tra i lavoratori stranieri. Quindi serve un sistema istituzionale e di controlli che funzioni. Senta, si sta tanto parlando di Green Pass. In questo momento Confindustria, lei sa, ha fatto questa proposta, Green Pass anche per i lavoratori, chi non si vaccina potrebbe essere demansionato, spostato, voi avete detto con forza di no, insomma tutte le sigle sindacali hanno sostenuto, diciamo, questa tesi. Come si può tutelare però chi ha scelto di vaccinarsi all'interno di un'azienda? Come si tutela l'azienda se il lavoratore non vaccinato porta il contagio, impone la quarantena e quindi un eventuale periodo di chiusura per l'azienda stessa? Il confine è molto sottile, è molto difficile da capire. È una norma che se viene applicata e che vale non solo per la sicurezza da contagi Covid, ma in generale per tutta la sicurezza, che è il decreto legislativo 81 del 2008, che già scrive tutti gli strumenti che si possono utilizzare. Dopodiché abbiamo fatto un'esperienza significativa un anno e mezzo fa, quando esplose la pandemia, con i protocolli che furono firmati a livello nazionale, recepiti anche dai decreti che furono poi emanati, in cui concordammo gli strumenti da utilizzare per garantire l'apertura delle aziende. Fu garantita la sicurezza dei lavoratori e la sicurezza delle aziende, perché i casi di contagi e poi di risvolti anche gravi per i lavoratori furono veramente limitati a livello nazionale. Quindi noi chiediamo di riprendere quell'esperienza di condivisione, di concertazione, di programmazione attraverso la firma di protocolli che siano stringenti e che definiscano eventuali sanzioni anche per chi non applica le norme da parte dei datori di lavoro. Io credo che su questo si giochi la vera sfida dei prossimi mesi e del prossimo futuro. Che effetto le fa sapere che siamo entrati nella quarta ondata? Esula un po', insomma, ma è proprio un ragionamento, proprio perché si sta decidendo, no, per lo sblocco del blocco dei licenziamenti. Che effetto le fa sapere che in qualche modo stiamo tornando indietro? Ma io vedo invece che stiamo andando avanti, mi scusi, nel senso che abbiamo la situazione in cui i vaccini, chi si vaccina ha eventuali effetti lievi della malattia, mentre chi non si vaccina è a rischio. Non a caso i ricoveri sono oggi quelli più gravi in terapia intensiva, sono solo di quelle persone, almeno la gran parte, non sono vaccinate. Quindi io sono per la libertà di scelta, ci mancherebbe altro, non c'è una legge che regola l'obbligatorietà della vaccinazione, ma credo che valga il senso civile, civico di ciascuno, della responsabilità, perché la mia libertà deve finire quando comincia la libertà dell'altro. Dopodiché nelle aziende è possibile oggi vaccinare o rendere obbligatorio il Green Pass? No, per quello che dicevo prima, tranne che nel caso in cui si identifichi il rischio biologico, in questo caso dentro alle strutture sanitarie, ma questo è già un tema di prima del Green Pass. Certo. E nelle aziende oggi non è possibile, però noi siamo disponibili a confrontarci con le associazioni di categoria degli imprenditori per definire regole condivise. Questo è quello che noi chiediamo, lo stiamo già chiedendo da qualche settimana a questa parte, da quando è uscita la provocazione, perché da quella la ritengo tale, di Confindustria a livello nazionale, che diceva che avrebbe applicato il Green Pass in tutte le aziende obbligatoriamente. E secondo lei è una provocazione anche l'obbligo di vaccinazione per gli insegnanti?
No, guardi, io credo che valga le stesse regole che dicevo prima. Se c'è un rischio, in questo caso, di contagio, un rischio biologico definito all'interno delle strutture, deve valere l'obbligatorietà della vaccinazione. Nel caso della scuola però c'è una questione più ampia che riguarda il funzionamento della scuola stessa, perché di sicuro non possiamo tornare in DAD. Cioè, la DAD ha dimostrato tutti i difetti che sono stati rappresentati. Non possiamo tornare in DAD, bisogna tornare in presenza. Per tornare in presenza a cosa serve? Io questa è la domanda che faccio. Serve una campagna di responsabilità verso tutti, prima di tutto gli studenti e le famiglie, ma soprattutto gli insegnanti, perché gli insegnanti, tutelando se stessi, tutelano la comunità. Dopodiché, fino a che non definiremo regole condivise, vale lo stesso ragionamento che facevo prima, ovvero che non si può obbligare nessuno a vaccinarsi. E su questo ovviamente siamo tutti d'accordo, no? Abbiamo visto anche l'intervista oggi del Presidente Zaia che ha ribadito questo passaggio, quindi condiviso. Paglini, allora ricordiamo l'appuntamento di oggi pomeriggio. Ora, posto? Alle 5 di fronte a Piazza dei Signori, in Piazza dei Signori, saremo lì come CGIL e CISL-UIL con i delegati della sicurezza delle aziende a manifestare per fermare queste stragi sul lavoro che sono in fortissima crescita in provincia di Treviso. Grazie, noi saremo lì con voi. Grazie per essere stato in nostra compagnia. Massimiliano Paglini, buona giornata. Grazie. Arrivederci. Andiamo in pubblicità, poi vediamo se riusciamo a collegarci con Filippo Fois da Venezia. Pensate, conferenza stampa con il ministro Lamorgese convocata alle 10:30, deve ancora iniziare, quindi insomma tutta la stampa è in attesa. Pubblicità e poi di nuovo qui in studio. Buongiorno, ben ritrovati. Alle 12:30 è convocata la conferenza stampa dal Presidente Zaia. Torniamo con le nostre telecamere all'unità di crisi di Marghera, ma intanto voglio collegarmi con Gianangelo Bellati, Presidente della Fiera di Longarone. Ci risponde dalla montagna. Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti. Allora, ci tenevamo ad avere questo collegamento con lei perché il decreto dice che per frequentare una fiera sarà necessario il Green Pass, quindi il Green Pass introdotto obbligatoriamente anche per le fiere. Come Presidente, che cosa ne pensa e ritiene che possa essere una misura che toglierà alla fiera o porterà in termini di sicurezza? Guardi, sì, noi pensavamo che sarebbe successo. Noi preferiamo assolutamente il Green Pass, e non solamente noi, ma anche nell'ambito dell'associazione, la EFI, l'Associazione Nazionale delle Fiere. A noi va anche bene che ci sia il Green Pass a patto che il governo non cambia all'improvviso, come l'anno scorso, con un DPCM o con un decreto, le autorizzazioni a poter svolgere una fiera, perché come lei può immaginare è meglio sapere da subito che c'è bisogno del Green Pass, ma quello resta e la fiera si può fare, piuttosto che senza Green Pass all'improvviso si decida che le fiere non si possono più fare. Lei si immagini gli allestimenti, i costi che ci sono di promozione, i costi che bisogna affrontare anche 6 mesi prima, un anno prima di una fiera, e poi viene detto quella fiera non si può svolgere. Ecco, se il Green Pass permette che ci sia una continuità nell'organizzazione e nel poter effettuare quindi le manifestazioni, gli eventi, ben venga. Io le devo dire anche che ho l'idea che adesso ci sia una situazione piuttosto, diciamo, irrequieta sul tema. Io non mi vado certo ad occupare dei temi né di carattere diciamo giuridico né di tutto il resto che riguardano il tema Green Pass, ma io credo che se sarà un sistema per evitare la diffusione della malattia, piano piano le persone si abitueranno, e noi le fiere più importanti le facciamo in autunno e quindi ci sarà il tempo anche perché i visitatori e le aziende si abitueranno e quindi arriveranno a frequentare tranquillamente la fiera. Dico l'ultima cosa, che questo si vede anche nel turismo internazionale. All'inizio c'è stato un attimo di adattamento, adesso grazie al Green Pass vedo che i flussi turistici si stanno muovendo, magari all'ultimo momento, ma si stanno muovendo, quindi noi abbiamo già prenotazioni per le prossime fiere,
ma le prenotazioni vere arriveranno a settembre, quando ci sarà una maggiore abitudine alla cosa. Senta, ma lei ritiene che dovrete, non so, assumere nuovo personale per gestire gli ingressi, visto che bisogna esibire il Green Pass, che è un po' quello che contestano i ristoratori, no? Abbiamo più lavoro da fare così, oppure in realtà è più facile di quello che si pensa? È più facile di quello che si pensa, perché come quando si mostra una tessera per entrare in un luogo, quando si fa una piccola procedura di controllo di un biglietto, basta mostrare in più questo, diciamo, codice dal cellulare o il documento che si può stampare, quindi non è lì il problema è al limite se qualcuno non ha il Green Pass perché non è vaccinato e deve farsi il tampone. Allora noi assicureremo all'interno della biglietteria, negli spazi appositi, assicureremo la possibilità di fare un tampone ad un prezzo molto agevolato, per cui coloro che non sono in grado di averlo fatto, non hanno fatto la vaccinazione, avranno questa facilitazione di poter fare il tampone prima di entrare in fiera. Ecco, questa è un po' una notizia, no? Ci sta dando una notizia. Allora, la prossima fiera a Longarone? Sì, la prima sarà in realtà non a Longarone, l'abbiamo trasferita sul Cansiglio, perché la grande fiera evento delle foreste che vogliamo colpisca non solamente, che inviti non solamente le imprese ma anche i cittadini, e lì ce ne saranno tantissimi, perché faremo vedere i macchinari in azione, come si tagliano i tronchi d'albero, come si fanno le strade, come si lavora in montagna con questi grandi macchinari, quindi sarà interessantissimo. Dal 10 al 12 sarà all'aperto per 3/4, quindi sarà ancora più facile perché in alcune zone non occorrerà il Green Pass, certo. E quindi dal 10 al 12 e poi proseguirà fino comunque al fine settimana del 19 di settembre in Cansiglio, e poi ci sarà a Redamont a fine ottobre, che è la grande fiera degli arredi, e infine a fine novembre la MIG, la mostra internazionale del gelato. Bene, allora non possiamo fare altro che farle in bocca al lupo. Abbiamo sentito una posizione diversa rispetto a quelle che siamo abituati a sentire in questi giorni sul Green Pass, quindi grazie e insomma buona giornata in montagna. Grazie e crepi per il buon bocca al lupo. Arrivederci Gianangelo Bellati, presidente di Longarone Fiere, arrivederci. Allora, siamo in attesa di collegarci con Marghera, vedo lo sfondo che arriva dalla sede della Protezione Civile. Andiamo a vedere il servizio realizzato dalla redazione di Padova sul Green Pass a scuola, perché il presidente della provincia di Padova, Fabio Bui, ha detto: se il governo non dovesse decidere o dovesse demandare la decisione alle regioni o agli enti locali, noi imporremo il Green Pass per tornare sui banchi di scuola. Sentite. Se Roma continuerà a tacere, a settembre su scuola e trasporti la provincia farà da sé. Il presidente Fabio Bui lo ha ribadito al prefetto Raffaele Grassi anche durante un vertice organizzativo di poche ore fa. A un mese e mezzo dall'inizio dell'anno scolastico, dal governo non ci sono ancora disposizioni precise su quale percentuale di studenti potrà fare lezione in aula, su quale percentuale di capienza potranno viaggiare gli autobus. Dobbiamo ripartire subito in sicurezza. Rientriamo in studio perché è arrivato il presidente Zaia, dunque linea Marghera, e dopo vi faremo riascoltare questo servizio. Il nostro riferimento per le sequenziazioni, e quindi oggi vi darò dei dati che sono assolutamente eclatanti per il Veneto. Io darei inizio al bollettino, alla lettura del bollettino. Allora, tamponi molecolari e tamponi rapidi. Ne abbiamo fatti nelle ultime 24 ore 42.282 e come vedete i tamponi molecolari sono 5.989.000, sono quasi 6 milioni, idem vale per i test rapidi che sono 5.725.000. In totale abbiamo fatto dal 21 febbraio 2020 11.715.067 tamponi, 11.715.067. Lo dico perché sembra sempre che non si facciano tamponi, in Veneto ne facciamo tanti. Positivi nelle ultime 24 ore, 1043. A dire la verità il nostro modello ci proiettava 1500 questa settimana. Sì. E considerate che ne facciamo tanti tamponi, perché potete andare a controllare cosa si fa in giro per l'Italia e poi guardate cosa fa il Veneto. Sono 42.282 tamponi
1043 contagiati, incidenza, come l'abbiamo definita noi, 2,47. Ovvio è che se questo fosse un bollettino in assenza di vaccinati e della prima o seconda ondata, l'ospedale avrebbe almeno 700 posti letto occupati. Questo potete scrivere, almeno 700 posti letto. Se fossimo in presenza di se fossimo a febbraio 2020, marzo 2020 o dicembre, ottobre 2020, quando non avevamo i vaccinati, ovvio che il virus circolerebbe e troverebbe molti più non vaccinati. Ovviamente poi c'è anche una quantità di asintomatici che è una caratteristica, ma poi ve ne parlerà. Totali positivi il primo giorno 436.000 praticamente, da febbraio 2020. Positivi in isolamento di oggi, voi ricordate che eravamo arrivati a 6.000 isolati, oggi sono quasi il doppio, cioè la punta minima è stata, il punto basso è stato 6, quindi il dato di oggi è che abbiamo raddoppiato le persone isolate rispetto al picco minimo, al punto più basso di isolati. Ricoverati totali, vedete quel dato, 156, meno 9. Questi sono i totali, no? Area critica più area non critica. Questi 156, eccoli qua come li vedete. Terapia intensiva 17, meno 1. Area non critica 139, meno 8. Sì, vi faccio la considerazione che la punta massima di dicembre era 3.400 qui, al posto di 139, e qui era 500. Terapie intensive non Covid sono 3,52. Questo è l'indicatore di ospedali che stanno operando, stanno lavorando, incidenti stradali, ictus, insomma tutto quello che prevede trapianti, tutto quello che prevede la terapia intensiva. I decessi sono invariati anche oggi, 11.641. I dimessi sono quasi 22.500, sono 22.473. Alcune brevi considerazioni, poi passo la parola alle domande e poi la dottoressa Ricci, poi ovviamente c'è sempre l'assessore Lanzarin per se ci fossero domande o se avete qualche richiesta particolare. E dopo, prima di ovviamente passata la parola alla dottoressa Ricci, io dovrò salutarvi perché ho un altro appuntamento a Venezia al Balbi. Però ci tenevo a dirvi 2 o 3 cose. La prima cosa, che l'ondata oggi in corso ha caratteristiche che sono assolutamente anomale rispetto alle ondate che abbiamo vissuto. Penso sia innegabile che ci siano almeno un paio di aspetti. Che è successo? Finiva la penna? Sì. Una penna per Filippo Tosato. Giornalista che finisce la penna è come un poliziotto che non ha più le munizioni. Non voleva fare un annuncio però. Ma non è normale che un giornalista finisce la penna, Però adesso l'abbiamo pennizzato. Posto. Allora no, a parte le battute. Allora, abbiamo almeno un paio di aspetti, diciamo, che sono atipici rispetto alle 2 ondate che abbiamo avuto. Il primo è rappresentato dal fatto che comunque i tassi di ospedalizzazione sono bassi, cioè il rapporto tra contagiati, oggi sono più di 1 migliaio, e ospedalizzati non è assolutamente in linea con quello che è accaduto fino ad oggi. Tanto è vero che se ci pensate abbiamo fatto 700 contagiati ieri, 1000 oggi, l'altro ieri 600-700, il giorno prima ancora 500, oggi la contabilità dell'ospedalizzazione è meno 9. Secondo aspetto fondamentale di questa ondata è la quantità importante di asintomatici. Quindi siamo davanti a 2 fattori di novità che sono dettati per buona parte anche dalla presenza delle vaccinazioni, perché l'altro terzo elemento
esogeno, definiamolo così, che non è insito nell'infezione, è rappresentato che il substrato nel quale si diffonde l'infezione è più disinfettato rispetto a prima. È la politica del flipper, no? Quando eravamo ragazzini giocavamo al flipper al bar, qualcuno ci è andato, no? La sfera di ferro che sbatteva. Se non trova la buca la sfera, rimbalza sempre. Il contagiato rimbalza il virus, lo manda via, non si ammala. Il non contagiato diventa un grande vettore e soprattutto dove si sviluppa malattia. Tant'è vero che noi abbiamo sulle ospedalizzazioni dei dati che oggi vi daremo. Vi do solo un'idea, in una settimana, adesso abbiamo un bollettino settimanale, 826 casi, stiamo parlando della settimana che va dal 22 luglio al 28 luglio. Seguite i miei dati, totale dei casi in quella settimana, 22 e 28 luglio, 22 a 4 giorni sono. 4.157 casi, cioè persone positive. 4.157, non vaccinati 2.821, vaccinati parziali 510, vaccinati completi 8,25. Però il dato interessante qual è? I ricoveri in terapia intensiva tra i vaccinati 1, terapia intensiva vaccinati 1, 15 non vaccinati. Ricoveri in area non critica tra i vaccinati 26, tra i non vaccinati 101. Cosa ne viene fuori? Prima considerazione, che dove non c'è il vaccino il substrato è libero, è fertile e i virus mette radici. Secondo concetto, dopodiché bisogna entrare a fare una disamina dei casi dei vaccinati ospedalizzati che possono essere con comorbidità, avevano altre patologie, non sta qui, guardiamo un aspetto macro. Dove c'è il vaccino ci sono meno problemi e lo vedete sui dati. Lo vedete sugli dati perché sostanzialmente 4/5 dei contagiati sono non vaccinati, più o meno, con la vaccinazione completa. Insomma, vi fate i conti, dopo vi do la tabellina comunque dopo, quindi non avete... Facciamo con le percentuali. Ve la facciamo anche con le percentuali così l'avete completa. Allora, qual è il tema? Il tema è che dobbiamo ancora capire che non è finita, che ne verremo fuori, perché se ci giriamo indietro, insomma, penso che di brutto tempo ne abbiamo visto di peggiore di quello di oggi, no? Dopo la pioggia viene il sereno. Dobbiamo fare attenzione agli assembramenti. Sappiamo che quando c'è un assembramento anche all'aria aperta si deve mettere la mascherina. Non si tratta di drammatizzare, di terrorizzare nessuno. Andiamo avanti con le vaccinazioni. Ho sentito anche ieri il generale Figliuolo che mi ha chiamato ieri sera e penso che avrà, e le comunicherà lui, delle novità anche sul fronte dei vaccini. E penso che il vaccino comunque è stato il cambio di passo di tutta questa vicenda. Del resto sarebbe impensabile pensare di chiudere ancora davanti a questa vaccinazione. I dati che abbiamo ci dicono che stiamo vaccinando bene, che ad ottobre avremo almeno l'82% della popolazione veneta che avrà avuto almeno una dose. Voi sapete che abbiamo superato le 5 milioni di dosi e questo è indicativo anche dello sforzo vaccinale. Ringrazio tutti quelli che sono presenti nei centri vaccinali, nei 60 centri, 1600 persone, gli addetti, medici, non medici, amministrativi, volontari di ogni ordine e grado, le farmacie, i medici di base, insomma tutti coloro che si sono le croci, la Croce Rossa in primis, tutti coloro che si sono dati da fare e si stanno dando da fare per vaccinare. Guardate, con questa mole di vaccinazione facciamo almeno 40.000 vaccini al giorno. Se non avevamo una macchina così non ne venivamo fuori, punto.
Basta, vi lascio lo spazio per le domande e poi io scappo. Ok, un po' tutti, Tosato, Giacomuzzo e poi proseguiamo. Prego. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Io le faccio una domanda che prescinde dalla materia vaccinale, ma una domanda d'attualità. Prego. E le chiedo una sua sensazione proprio personale riguardante la vicenda Grafica Veneta e Fabio Franceschi. Perché personale? Ovviamente lei nulla può sapere delle vicende giudiziarie che investono l'azienda, però noi Fabio Franceschi l'abbiamo visto qui, l'abbiamo visto nella fase anche più cruda dell'epidemia, quando ha donato, mi pare, 13 milioni di mascherine. Parecchi milioni di mascherine, quando le mascherine non si trovavano. E mi sembra che avesse anche stabilito un rapporto personale di collaborazione e di coinvolgimento. Ieri lui ha parlato su questa vicenda, ha parlato in toni anche sdegnati, ha detto che ha ricevuto minacce di morte, ha detto che insomma ha reagito a questa vicenda, a questa inchiesta, che peraltro è un'inchiesta che nasce da fatti molto gravi, da sfruttamento, da caporalato, eccetera. Una sua sensazione personale rispetto a... Sì, ma io guarda, lo faccio anche volentieri, sei il primo che me lo chiede. Vedo che qualcuno si è divertito a dire Zaia, non ha nulla da dire, se te me la domandi. Vi ho incrociato non ultimo all'aeroporto di Verona, era pieno così di giornalisti, nessuno mi ha chiesto graficamente. Ma guarda, io dico la mia idea. Innanzitutto ho l'idea, la formazione e l'informazione di chi ha letto la stampa. Io non ho visto nessun atto ufficiale, per cui leggo i vostri articoli. Penso che i fatti siano non gravi, gravissimi. Penso che il racconto di una persona trovata lungo una strada, mi sembra aver capito, con le braccia legate, picchiata, e poi altri che hanno detto che avevano subito la stessa roba, meriti assolutamente giustizia. Punto. Dopodiché i processi si celebrano nei tribunali, non in strada, tantomeno nei giornali. Io posso solo parlare bene di Fabio Franceschi e della sua azienda, per come l'ho conosciuto e per come lo conosco. Non faccio l'avvocato difensore perché non è mio ruolo. Avrà modo e avranno modo di definire le singole posizioni, però non posso neanche accettare di vedere commenti che vanno a riesumare un atto di assoluta pura donazione che lui ha voluto fare. Cioè, vorrei ricordare a quelli che si sono dimenticati che siamo finiti sotto il rullo il 21 febbraio 2020, che noi qui avevamo la fila di anziani, di barboni, si dice così, scusa, di clochard, di senza tetto, e di molti genitori che piangevano con le lacrime agli occhi fuori da questa porta. Potremmo andare a riesumare i filmati delle telecamere, chiedendo per favore qualcosa per proteggersi. Franceschi da subito mi ha detto: le potremo fare in carta. Io l'unica roba che posso fare è farle in carta. Troviamo un sistema di farle in carta. Dopodiché c'è stata un'evoluzione in quelle ore. Guardate che vi ricordo che una mascherina come questa, che oggi quanto costa? 10 centesimi una mascherina come questa, ce la proponevano a 5 euro, ma noi che le dovevamo dare agli ospedali. Voglio ricordarvi che io personalmente ho parlato e avevamo l'aereo pronto a Verona, diciamole tutte fino a ste robe, per andare in Cina a comprarsi una macchina per fare mascherine. Questa era la tragedia. Ma dove avevano il cervello in vacanza? Quelli che parlano. Franceschi ha avuto l'intuizione di utilizzare tessuto non tessuto, non ha realizzato delle mascherine inutili, ha realizzato delle mascherine di comunità previste da un articolo di legge fatto dal governo Conte, cos'era? Conte 2, 1, cos'era? No, Conte 2. Quindi... ma non voglio neanche stare lì a riesumare la connotazione politica di quel governo. A marzo 2020 viene fatto un decreto per cui si riconosce la possibilità di fare una mascherina
di comunità viene definita, ed è esattamente una mascherina come quelle che ne ha regalate, non abbiamo neanche pagato la benzina da casa, da Grafica Veneta qua, ce le ha letteralmente regalate 13 milioni di pezzi. Sì, perché adesso a me tutti i fenomeni che fanno, come si può dire, fanno gli illuministi, no? Quando studi l'illuminismo a scuola ti dicono che gli illuministi valutavano la storia col senno di poi. No, tu mummifichi e consolidi la situazione del momento, no col senno di poi. Io lo potrò solo che ringraziare Franceschi per quello che ha fatto e per l'aiuto che ci ha dato. Guarda, Filippo, tu sei uno di quelli che l'ha portata di più assieme a me e a moltissimi che comunque le portavano con le mascherine. Ma a parte il fatto che non è un problema, quelle mascherine non sono un problema. Detto questo, lui avrà modo, ieri ho letto peraltro una replica che ha diffuso. Io non conoscevo i dati, stiamo parlando di un'azienda che dà lavoro a 600 dipendenti. Io ieri da questa replica ho scoperto, perché non sapevo questi dati, giustamente ha fatto bene a metterli nero su bianco, sono andato in un'azienda che ha 600 lavoratori fissi che vengono remunerati con 26 milioni di euro all'anno, questo è quello che ho detto io. E la cooperativa della quale si parla, che è stata soldata a fare dei lavori, dichiarano in questo comunicato che ho letto velocemente che altri non vogliono fare, non so neanche cosa facessero questa cooperativa, aveva un appalto, un ingaggio per 267.000 euro, cioè lo 0,01% degli stipendi pagati in quell'azienda. Allora, io penso che chi ha sbagliato debba pagare, ma sonoramente, perché questo non è solo un danno personale che, come si può dire, va già oltre ogni limite di tolleranza a pensare che una persona sia oggetto di violenza perché deve essere ridotta quasi in schiavitù, non so da quello che avete scritto. 2 per il danno di immagine anche che viene fatto, no? Perché comunque l'adagio è stato quello che sembra che qua ci sia il regime di schiavitù. Io mi sento di difendere le nostre imprese. Se c'è qualcuno che sbaglia, paga. Noi abbiamo 600.000 imprese, se c'è qualche mela marcia, pagano. Ma da qui a dire che tutti i nostri imprenditori sono dei lazzaroni, no, sinceramente. Ripeto, non sto facendo una ringa per difendere Franceschi, non è il mio ruolo, non so nulla di questa vicenda. Sarà l'azienda che andrà in tribunale, non so come funzioni adesso, parlerà col PM, quello che sarà, e chiariranno la loro posizione, però è giusto mettere un po' in fila le cose, scusatemi se ve lo dico, ma vedere gente che è così disperata che pur di rompere le palle a me riesce a riesumare le mascherine e il rapporto che ha avuto con Franceschi. Se Franceschi venisse qua adesso a offrire le mascherine, io lo inviterei qua e prenderei le mascherine, che sia chiaro a tutti questo. Ma dai, bisogna anche avere un minimo di dignità. Grazie. Basta così? Basta. Prego. Cristina Giacomuzzo. Ma premetto che io non l'ho sentito Franceschi. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Tornerei sulla questione dei vaccini. Se ci può fare un po' il quadro sulle forniture in arrivo e le prospettive, se ci sono... Ve lo fa l'assessore dopo, ti spiace, Cristina? No, assolutamente. L'altra cosa che le chiedo, Israele ha iniziato la terza dose e il focus è sessantenni e fragile. In Italia qual è la prospettiva, come la vede lei? Ma guarda, io dico che noi dobbiamo avere indicazioni scientifiche. Vedo che il mondo scientifico ha già iniziato il suo valzer estivo con mi sì, mi no, vediamo, adesso io so qual è la soluzione, vediamo se... Allora, si chiudano in una stanza, si facciano un conclave, decidano e ci dicano se dobbiamo fare la terza dose oppure no. Che non venga fuori che la politica decide le dosi, perché guardate, a me se vogliono farmi un favore decidono di non farla, ma ve lo dico simpaticamente perché significa chiedere un altro sforzo vaccinale ai nostri uomini e donne che è pauroso, perché fare la terza dose vuol dire rimettere a zero il contatore e ripartire per arrivare a altre 10 milioni di dosi da inoculare in Veneto, perché sono altre 5 milioni di dosi da inoculare, anzi no, sono 10 milioni perché sono 2 dosi. 2, 3, no scusate, ho fatto una dose, sono 5 milioni di dosi, non stavo pensando alla vaccinazione. Dopodiché mi sembra di capire
che non sia neanche avulso il tema dei richiami, perché lo facciamo con l'influenza, però qui il mondo scientifico deve dirci quanto durano le coperture anticorpali, il mondo scientifico deve dirci se il guarito deve avere veramente una vaccinazione oppure no, perché io qualche dubbio ce l'ho sul fatto che i guariti debbano farsi il vaccino, ma è un dubbio personale di man on the road, di un uomo in strada, nel senso che non sono uno scienziato. Siccome sento degli scienziati che dicono ma sui guariti ci sarebbe molto da discutere sull'efficacia di un vaccino, però la terza dose, ascoltino bene tutti gli scienziati, esperti che calcolano il palcoscenico tutti i giorni, ci dicano in maniera univoca se serve o no. Perché già ho cominciato a sentire discorsi, ma la politica, no politica, guardate, noi stiamo aspettando che arrivi a carta bollata e ci dica cosa bisogna fare. Cioè noi non tifiamo per terze dosi, per niente, cioè ci dicano. Vediamo se sono in grado di scrivere un documento con tutte le firme assieme. Poi sapete che c'è Israele che sta facendo questa scelta, ma anche la Gran Bretagna ha annunciato la terza dose. E loro vi ricordo che sono partiti con AstraZeneca e quindi immagino continuino con AstraZeneca. Poi volevo chiedere, siamo in ferie, tempo di vacanze, però il pensiero va alla scuola, per lei no, però molti sì. Il pensiero va alla scuola, il rientro degli studenti. Il tema è posto a livello nazionale, ce ne rendiamo conto, ma immagino che le videoconferenze e gli incontri quasi quotidiani che continuerà ad avere anche con il generale Figliuolo ci permetta un attimo di avere un quadro su questo. Come state lavorando in tema di TPL e di vaccinazione magari degli studenti, come sta andando in questo senso? Allora, dopo l'assessore vi dà conto del dibattito nazionale in sede di Commissione Salute, però voglio dire una cosa, la scuola non è una nostra competenza, non lo è da un punto di vista formativo e non lo è neanche da un punto di vista di sanità pubblica, nel senso che tutte le misure adottate per la scuola sono misure fortemente a indirizzo nazionale ed posso dire, ed è bene che sia così, e che ci sia soprattutto una regia, sto parlando di misure di sanità pubblica, una regia scientifica, anche perché stiamo parlando di un ambiente assolutamente delicatissimo. Ci sono giovani che accedono alla vaccinazione, ce ne sono, è innegabile, se non ricordo siamo già un 26%, quanto siamo? O forse anche di più, ho visto stamattina l'aggiornamento, c'è nel bollettino di stamattina. Allora, 68,1% prima dose e al 58,2% seconda dose. Ma che fascia di età? Alla fascia di età allora la fascia di età più giovane siamo 28% più 10%. 28%. Più 10. Quindi 38%. Questa però è una scelta libera, vi ricordo che la vaccinazione è volontaria, quindi decide il ragazzo maggiorenne o decidono i genitori per il ragazzo minorenne. Allora, noi ci stiamo trattando in questa maniera, che ci battiamo perché la scuola apra in presenza. Facciamo appello ancora agli irriducibili che non si sono vaccinati tra gli operatori, che possano valutare in libertà la vaccinazione. Terzo aspetto fondamentale, avviamo un progetto di scuole sentinelle in maniera sempre aggressiva con i tamponi per misurare il grado di circolazione del virus. Ma guardate che se già noi adulti ci vaccinassimo tutti, metteremo già in sicurezza, diciamo, gran parte cioè questo problema verrebbe messo in sicurezza. Dopodiché attendiamo indicazioni. Di certo si vede che il ministro Bianchi, no? Il ministro Bianchi dichiara tutti i giorni della scuola, speriamo che poi si passi anche a delle decisioni, no? Per dire, non abbiamo ancora capito come verrà gestita le vaccinazioni nel mondo della scuola, perché si legge di tutto. Però queste sono determinazioni del governo. Per noi ci siamo su questa partita. Se i genitori vogliono sapere, noi possiamo monitorare quei tamponi, questo lo faremo, e crediamo che debba essere chiusa l'esperienza della scuola a distanza, quindi della DAT. Prego. Martina Zambon, poi Angela Pelleiva. Buongiorno. Buongiorno.
Faccio un passettino indietro e mi ricollego un po' al tema del collega Tosato, ma vorrei allargare un po'. Lei ha detto non possono passare tutte 600.000 le nostre aziende per aziende poco oneste, se ci sono delle mele marce, però è vero anche che sembrano casi un po' più che sporadici, lo testimonia anche l'attenzione peraltro che c'è stata confermata dagli operatori da parte della Regione che ha inglobato il servizio antitratta, il numero verde, mi hanno detto che l'assessore Lazzarina è molto presente su questo tema, però c'è anche in ballo un tavolo che potrebbe produrre un accordo a breve, ci diceva invece l'assessore Donazzanna, sul tema della logistica, che è uno dei settori più colpiti da queste cooperative, le chiamano senza terra, spesso di una stessa nazionalità. Allora, c'è un problema, al netto hanno attaccato me, del dibattito politico, esiste un rischio di moltiplicazione di situazioni, se non di caporalato, di sfruttamento spinto? Ma noi dobbiamo combatterlo senza se e senza ma, è la roba più vergognosa e schifosa che ci sia, perché già la dignità di un posto di lavoro non può essere poi accompagnata al fatto che non ci sia un comportamento rispettoso della dignità umana, no? Detto questo, non generalizzerei, perché lo trovo anche questo scorretto nei confronti di tante persone per bene. Dopodiché, sapete come si dice? Le strade non sono pericolose, è l'uomo che le rende pericolose. Non è che io ricordo che gli anni dello scandalo del Mose, il mood era project financing serve per rubare. Cioè, ho capito, ma c'era anche qualcuno che fa un project financing per non rubare o no? Non si farà mica tutte le opere pubbliche per rubare. Quindi non vorrei che questa generalizzazione è come quando anni fa il mood per il Veneto nella comunicazione nazionale era che noi eravamo dei divoratori di territorio. Ve lo ricordate? Il popolo dei capannoni. Alla fine noi invece abbiamo 9 siti UNESCO, abbiamo dei territori ve lo ricordate? Il popolo dei capannoni. Alla fine noi invece abbiamo 9 siti UNESCO, abbiamo dei territori dal punto di vista paesaggistico che ci invidiano al mondo, ma di quelli non si parlava più perché andava bene parlare sempre dei capannoni. Adesso se il nuovo mood è parlare tutti i giorni del caporalato in Veneto, vabbè, trasferiamo il caporalato dei pomodori della Puglia, adesso parleremo per un periodo in Veneto, ma noi in Veneto le segnalazioni le curiamo attraverso ovviamente anche lo sportello, però vorrei anche riportare che i casi in percentuale sono infinitesimali rispetto alla movimentazione e al processo economico del Veneto, che vale 180 miliardi di PIL. Okay. Le chiedo un'altra cosa che esula invece dal tema sanitario, visto che poi scappa. Domani scade la concessione della 22. Ci diceva Compaccer che vi siete sentiti. Mi avrà detto anche cosa mi ha detto, no? Volevamo sentire cosa dice lei. Se non ve l'ha detto lui, perché devo dirvelo io? Io vi posso dire che ho sentito il presidente del Compaccer. E quindi? E quindi tutti e due ci siamo sentiti. Vabbè, naturalmente si lega al tema di un piano un po' più ampio. Noi non facciamo OPA ostili contro nessuno, tantomeno contro i nostri vicini di casa. Sapete che l'emendamento CAV è un grande successo per il quale abbiamo lavorato 5 anni. Non vi dico quante volte entrava Papa e usciva Cardinale dal conclave. Oggi il Veneto è l'unica regione in Italia che può, tramite la sua società pubblica, partecipare come concessionario a nuove concessioni autostradali per tratte autostradali che ricadano prevalentemente nel territorio veneto. Va bene, non la spremiamo più di così, grazie. Prego. Angela Peveriga. Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno. Chiudere il capitolo grafica veneta, lei prima paventava un danno d'immagine, se non capisco male. No, non paventavo niente, dicevo, anche perché oggettivamente tutto quello che sono i reati che hanno, come si può dire, che vanno a lordare la reputazione, dal punto di vista della reputazione della nostra comunità, comunque ci creano un danno d'immagine. Non ho detto che mi costituirò per il danno d'immagine, ma non sapete perché non sapete perché non lo dico? Sapete perché non lo dico? Perché lo dovremmo fare d'ufficio per tutti. Però a me sembra anche poco, come si può dire? Mi sembra quasi
non ve l'ho mai detto, perché mi sembra quasi un'uscita che è estemporanea per mettere un po' di benzina nel fuoco. Cioè, allora, se il Consiglio regionale decide che tutto quello che sono i reati li catalogherà come l'abbiamo fatto per i reati mafiosi, anche per altri, per la Costituzione, perché non possiamo di volta in volta lasciare spazio alla discrezionalità, no? Che poi lasciano spazio ai commenti a volte avulsi dalla realtà. Ho semplicemente detto che un fatto come questo ha una ricaduta purtroppo umana nel trattamento delle persone che vengono prima di tutto, e una pubblica, perché è inevitabile che si discuta, no? E passi il concetto che tutto è così, punto. Ma vi ripeto, fiducia estrema nella magistratura, i tribunali, i processi si celebrano lì, punto. Cioè che non venga fuori che la Regione, per il mio tramite, ha delle posizioni, come si può dire, già precostituite, assolutamente no. Però vedere parlare di mascherine, sinceramente, davanti al caporalato mi viene da ridere un po' e dall'altro mi viene da piangere. Tornando ai temi Covid correlati, è stata una settimana questa anche di grande dibattito pure all'interno della Lega rispetto ai movimenti no mask, no vax, ora no pass. Vorrei chiederle, sapendo bene che lei è un sostenitore della libertà di pensiero anche all'interno del suo partito, se non trova che comunque ci sia un abisso tra certe posizioni, in estremità quella del segretario Matteo Salvini, all'opposto per esempio quella del consigliere regionale Marzio Favero. In mezzo che cosa c'è? Non si lascia troppo spazio all'ambiguità, non prendendo una posizione chiara e univoca? No, guardi, innanzitutto il dibattito ci sta, è il sale della democrazia, e penso che il grande valore che deve essere riconosciuto al partito al quale sono iscritto è quello che comunque non c'è, come si può dire, non c'è una dittatura nella quale, che impone il pensiero unico. Dopodiché è nota l'azione degli amministratori che hanno fatto tutto il possibile per dare le risposte ai cittadini. Insomma, io non trovo trascendentale il dibattito che è nato ad esempio sull'obbligatorietà o meno, perché quello è un tema veramente, forse è quello più profondo. Dopodiché la vicenda dei vaccini, e questa vicenda apre scenari che vanno oltre l'emergenza sanitaria, se ci pensate, no? Fino a che, cioè noi siamo una generazione, e siamo molte generazioni che sono cresciute con i piani di sanità pubblica. Non ce ne siamo accorti, ma andavamo a farci la vaccinazione, ci hanno fatto, com'è che si chiama in italiano la parola qua? Sì, ma vabbè, insomma, la rosetta, la cicatrice da vaccinazione, no? Ci siamo fatti vaccinazioni in base all'età che abbiamo, chi ne ha fatte di più, chi ne ha fatte di meno. Quelli sono tutti piani di sanità pubblica. Ve lo ricordate quando c'erano le parassitosi nelle scuole? Entravano i servizi di sanità pubblica a fare la verifica dei pidocchi, dei parassiti, e decidevano le profilassi. Oggi a me sembra di capire che invocando la libertà ci si trincera sempre dietro a questo concetto. Ci sono due concetti, libertà e privacy. Dietro questi due concetti di fatto uno può fare quello che vuole. Può essere anche così, io l'ho detto oggi in un'intervista, se oggi qualcuno ci portasse la penicillina probabilmente ci sarebbe chi dice no, io non me la inietto, è una muffa, però la penicillina ha salvato la vita del mondo, questa è la verità. Quindi sia il dibattito, ed è giusto che ci sia fino in fondo, dopodiché sentite, l'evidenza scientifica ci deve portare, guardate, io sono colui che sosterrà sempre la volontarietà della vaccinazione. Ho governato una regione che per 10 anni ha avuto la vaccinazione volontaria, però dopodiché non posso accettare che sento da qualcuno, ma non sto parlando di leghisti, in generale, che il virus non esiste, che tutto è un complotto e altra minestra del genere, cioè no. A me spiace, guardate, io tendo sempre una mano anche a questi signori, perché penso che tutti noi siamo provati da 17 mesi di questa tragedia. Però non abbiamo bisogno di un conflitto civile, no? Di un conflitto all'interno della società tra guelfi e ghibellini, non ci serve a nulla. Parlo di un conflitto pacifico, ovviamente.
Dopo le parole del Presidente Mattarella e richiamo il senso di responsabilità collettivo, non pensa che i leghisti, parlo di leghisti perché è il suo partito, scesi in piazza in queste ore, in questi giorni, abbiano un po' tradito quell'appello? Ma guarda, il Presidente Mattarella fa giustamente gli appelli, dopodiché la libertà di manifestare è una libertà costituzionale. Se ci fosse il Presidente Mattarella qui direbbe chi scende in piazza autorizzato è libero di manifestare, mi fermo lì. Il problema non sono le manifestazioni, assolutamente. Il problema è alcuni contenuti magari che si diffondono tra la popolazione. Sentite, non possiamo passare dal clima della prima fase dove tutti cantavamo perché alla fine avevano tutti paura di morire, questa è la verità, ad oggi che sembra quasi che il virus sia anche un impiccio perché si è inventato qualcuno. Non è così, purtroppo dico, magari fosse così. La incalzo con un terzo tentativo e poi chiudo, prometto. C'è una differenza allora in questo approccio tra chi come lei ha un ruolo amministrativo, ma penso anche al Presidente Fedriga e alla cautela con cui ha usato dichiarazioni in questi giorni, e chi invece ha un ruolo più politico come sono i parlamentari? No, ma ci sta anche perché comunque chi fa politica pura e ha ruolo diciamo da legislatore parlamentare può dar vita a un dibattito che è diverso da un amministratore, insomma, cioè, si tratta sempre di capire quale ruolo giochi, no? E noi come amministratori abbiamo delle leggi, come dire, no? Cioè, io sono contro la caccia, uno dice no, aspetta, perché poi prendono i frame e dicono che Zaia ha detto una roba sulla caccia, dicono cioè l'adagio, io sono contro la caccia, ok, a voi non interessa che idea ho io sono solo chiamato ad applicare la legge vigente, giusto? Ma uno che fa politica dice io sono contro, io sono a favore, io voglio fare questo, io voglio fare quello, cioè noi abbiamo il codice delle leggi che è il nostro driver, noi non facciamo le leggi, le gestiamo in questa fase. Ok, grazie. Prego, posso andare? Grazie. Perfetto, se non ci sono altre. Ti ha superato, ha fatto 4 domande oggi la pedaliva. Se non risponde, Presidente. No, non è che non rispondo, ma ragazzi, cioè, non abbiamo bisogno di ancora altre polemiche. Sono stato chiaro con la storia di Grafica Veneta? È stato chiarissimo. Perfetto. Posso soltanto chiedere una cosa? Qui c'è una crescita di contagi abbastanza importante. Assolutamente sì. Ma non tanto l'impressione, ma insomma i riscontri che ha dai suoi collaboratori, dalla comunità scientifica, dalle persone che fanno sto mestiere, è una quarta ondata che potrebbe dare qualche fastidio ulteriore, o è un colpo di coda che prelude alla liberazione da sto incubo? Allora sentite, se c'è qualcuno che ha tutte queste certezze diventa miliardario, neanche milionario. Poi ci sono tutte le tentate vendite, quelli che fanno dichiarazioni, tanto anche se va male non rispondono mai. Noi purtroppo la tentata vendita non la possiamo fare. E allora io dico semplicemente questo, che oggi la correlazione contagiato-ricoverato non c'è più come prima, è bassissima. 2, le vaccinazioni sono servite. 3, sicuramente dovremmo aspettarci probabilmente un incremento dei ricoverati, perché di questo passo, anche se in maniera minimale, un minimo di correlazione con il numero di contagiati c'è. Ad oggi diciamo la situazione è assolutamente gestibile ed è una situazione che ci permette di dire che, vi ho detto, 139 persone in corsia in area non critica, verosimilmente sono tutte persone che dimetteremo. Potrà esserci un caso, 2 che finisce magari a grandi flussi di ossigeno, magari andrà in terapia intensiva, ma sostanzialmente il nostro pensiero sono le 17 persone in terapia intensiva, che sono persone che sono oggetto di cure intensive. Ecco, devo dirvi che sono entrati 2 pazienti che sono entrati vaccinati, uno è un anziano di 80 anni e ne sta uscendo dalla terapia intensiva, quindi vi dico con gioia che i dati che ci danno è che sta recuperando. E un'altra persona è vaccinata, ha semplicemente il CPAP, i flussi di ossigeno, diciamo è in subintensiva ma non è intubata.
quindi verosimilmente usciranno. Io spero che tutti e 17 escano bene da questa vicenda. Buon lavoro, grazie. Lascio alla dottoressa Ricci, occhio perché ha grandi robe, magari prima l'assessore su quelle risposte, ma fa dopo, dai, via. Dottoressa Ricci, prego. Allora, grazie Presidente. Buon lavoro, scusate. E sentiamo cosa da dirci la dottoressa Ricci. Prego, dottoressa. Bene, buongiorno a tutti, è sempre un piacere essere qua con voi, ormai comincio a abituarmi. Allora io volevo darvi, direi in anteprima, i risultati dell'indagine rapida condotta dall'Istituto Superiore di Sanità per la stima della presenza delle varianti a livello nazionale. Sapete che una volta al mese l'Istituto Superiore di Sanità definisce una giornata nella quale tutte le regioni devono raccogliere un determinato numero di campioni casuali, quindi non correlati a particolari stati vaccinali o di patologia, proprio casuali, in modo da avere puntualmente una stima a livello nazionale della presenza delle varianti con dei dati che possano essere confrontati fra le varie regioni. È il motivo per cui, insomma, con molti di voi che magari ogni tanto mi chiedono, no? Ma qual è la prevalenza della variante? Io dico sempre aspettiamo il dato dell'Istituto Superiore di Sanità, perché è un dato statisticamente significativo, mentre ovviamente i campioni che arrivano da noi quotidianamente, poi vi dirò qualcosa anche di quelli, possono sempre essere deviati dal fatto che magari da noi vengono i focolai o i vaccinati, cioè non sono campioni casuali. Allora, abbiamo appunto i risultati dell'indagine di luglio. Il Veneto doveva fare 145 campioni, anche il numero viene definito dall'Istituto Superiore di Sanità sulla base del numero di positivi delle diverse regioni, quindi per il Veneto era stato stimato un numero pari a 145, in realtà ne abbiamo sequenziati 144 perché uno di questi campioni non era sequenziabile per motivi tecnici, e di queste 140 appartengono alla variante Delta, quindi stiamo parlando di una prevalenza del 97, superiore al 97%. 3 di questi campioni appartenevano alla variante Alfa, quindi alla l'inglese, esatto, alla vecchia variante inglese che tanto ci faceva paura, no? A dicembre, io sono venuta qua il 27 dicembre dell'anno scorso, no? Dicendo abbiamo isolato la prima variante inglese, ed eravamo tutti preoccupati perché effettivamente la variante inglese ha sostenuto la seconda ondata, ma oggi è stata completamente spazzata via con una rapidità sorprendente, a mio modo di vedere, dalla variante Delta o variante indiana. E poi un ultimo campione apparteneva a una variante che non è di quelle preoccupanti, ma di quelle di interesse, originariamente chiamata colombiana, ma insomma mi sembra un dato veramente di scarsa rilevanza. Quindi il messaggio è la assoluta rapidità con cui la variante Delta ha soppiantato tutte le altre. Vi ho detto in modo sorprendente, io stessa qui vi dicevo che speravo in un andamento più lento, no? Della variante Delta nel nostro paese, considerando il fatto che rispetto all'Inghilterra da noi è arrivata più tardi, quindi con una stagione meno favorevole allo sviluppo del virus, e invece non è andata così. Purtroppo noi scienziati, vi sarete abituati, facciamo delle previsioni, ma poi insomma io sono anche sempre pronta a dire che a volte non sono corrette. Insomma la rapidità di diffusione invece c'è stata, ha soppiantato tutte le altre varianti. Secondo me questo è il terzo virus con cui noi abbiamo a che fare, diciamo, di questa epidemia, no? C'è stato il primo virus, quello originario di Wuhan, che ha caratterizzato la prima ondata, quella della primavera 2020, un virus che poi d'estate è stato molto tranquillo, no?
perché l'abbiamo visto, abbiamo fatto un'estate 2020 in cui questo virus, appunto per le caratteristiche proprio tipiche del clima, del fatto che d'estate si sta più fuori, del fatto che l'apparato respiratorio è sicuramente più reattivo durante l'estate, ci ha lasciato tranquilli. È stato poi soppiantato da nuove varianti e nell'inverno in particolare dalla variante inglese, che ha sostenuto pienamente quella che secondo me è la seconda fase della seconda ondata, nel senso che l'Istituto Superiore di Sanità definisce come seconda ondata quella che va da ottobre 2020 ad aprile 2021. Lì, se voi guardate i grafici, c'è effettivamente un andamento con una doppia curva, ma non c'è mai stato un calo reale. Quindi alcuni si riferiscono a una seconda ondata autunnale, una terza ondata primaverile, ma in realtà è la stessa ondata. E quindi lì la variante inglese ha fatto la sua parte. Oggi siamo alla terza ondata, qualcuno la chiama quarta, che è sostenuta dalla variante indiana. È un virus contagiosissimo e lo stiamo vedendo, perché appunto nonostante il periodo estivo e le vaccinazioni c'è comunque una diffusione importante del virus, che sicuramente circola ampiamente fra i soggetti non vaccinati, perché vi ricordo che la vaccinazione, soprattutto la vaccinazione completa, riduce fino al 80% circa la probabilità di contagiarsi, di infettarsi. Però questo vuol dire che su 100 vaccinati con 2 dosi, 20 si possono contagiare. Okay? Quindi se voi lo rapportate alla popolazione dei vaccinati è comunque un numero importante, anche i vaccinati che si contagiano, no? Ma per i non vaccinati ovviamente la probabilità di contagiarsi è molto molto più alta, quindi c'è questa estrema contagiosità soprattutto nei non vaccinati, in parte anche nei vaccinati. Quindi è un virus che si diffonde molto molto facilmente anche all'aperto. Per cui ha perfettamente ragione il Presidente Zaia nel ricordare l'uso delle mascherine anche all'aperto se ci sono degli assembramenti e ovviamente sempre anche al chiuso, come insomma sapete che anche negli Stati Uniti hanno rimesso l'obbligo di mascherina al chiuso anche per i vaccinati, proprio perché appunto non si può escludere il fatto che un vaccinato sia positivo e possa essere anche contagioso. La grandissima differenza rispetto ai mesi scorsi è che oggi il fatto di avere una importante proporzione di persone vaccinate fa sì che l'effetto rispetto alla malattia, ai ricoveri e ai decessi è assolutamente ridotto e controllato. Quindi insomma su questo i vaccini stanno facendo un grandissimo lavoro rispetto alla malattia grave e ai decessi. Però appunto è un virus che si trasmette veramente tantissimo, è completamente diverso da questo punto di vista, solo da questo punto di vista, ok? Non ci sono cambiamenti di patogenicità, di comportamento, insomma niente che sia scientificamente rilevante. La sua caratteristica è proprio la trasmissibilità che è assolutamente aumentata. Vi posso poi dare anche alcune informazioni rispetto ad altri campioni di routine che abbiamo sequenziato nello stesso periodo, in particolare 188 campioni di questi ultimi giorni, in cui anche qui il 94,7% è effettivamente variante Delta, quindi il dato si conferma attorno al 95%, il 5% sono varianti inglesi, 10 campioni. Di questi noi abbiamo avuto 19 virus isolati da persone vaccinate. Quindi insomma ovviamente noi facciamo tutti i controlli quando ci sono queste positività nei vaccinati, i campioni ci vengono inviati per verificare se si tratta di un ceppo particolare e sono ancora tutte variante Delta, quindi insomma quello che vi dicevo, la variante Delta è in grado di infettare effettivamente anche i vaccinati sia con prima che con doppia dose. Di questi ci sono anche effettivamente degli over 70 e degli over 80
in cui però la sintomatologia riportata è di tipo influenzale, quindi insomma a dimostrazione che anche nelle persone a rischio, qualora si infettino, seppur vaccinate con 2 dosi, la sintomatologia, a parte appunto rarissimi casi, in generale sono sintomi molto blandi, tipo cosiddetti simili influenzali, vuol dire raffreddore, un po' di tosse e qualche linea di febbre. Questo è quello che viene descritto nella maggior parte di questi casi. Poi abbiamo 26 casi di questi 188 che sono controlli di focolai, in particolare dell'ASL 2, dell'ASL 1 e dell'ASL 7, e 30 casi di contatti a rischio rispetto a persone positive per la presenza di varianti. Quindi insomma questa è tutta l'attività di tracciamento che viene fatta, in cui in caso di positività tutti questi campioni vengono mandati a sequenziare, e sia questi 26 che i 30 sono ancora varianti Delta, ovviamente assolutamente il ceppo prevalente. Poi ci sono 15 casi da viaggi e di questi 3 sono alfa, quindi sembra quasi insomma che quelle poche varianti inglesi che ancora abbiamo ce le portiamo da persone che vengono sottoposte a tampone perché rientrano dall'estero. In particolare erano casi da Malta e dall'Inghilterra, però insomma vi dico, insomma è un dato così più di contorno, ma non c'è una particolare rilevanza. Altre varianti preoccupanti in questo momento non le vediamo, e questa comunque è una buona notizia. Esatto, ne abbiamo abbastanza. Oggi protagonista è la variante Delta. Ecco, questi erano i dati che mi faceva piacere darvi, e poi ovviamente se avete domande sono qui. Domanda per la dottoressa Ricci, si è prenotato dosato intanto. Sì, dottoressa, buongiorno intanto. Buongiorno. Circa 1 anno e mezzo fa di questi tempi ricordo che alcuni virologi, penso ad esempio al professor Palù, dissero che i virus epidemiologici avevano una vita media di 2 anni e poi, se Dio vuole, spariscono. Allora la domanda, mi rendo conto, è ingenua, però credo che sia una domanda molto, molto diffusa tra la gente. C'è la concreta prospettiva che questo virus esaurisca il suo ciclo e ci liberi della sua presenza, oppure queste continue varianti lasciano presumere a una possibilità di prolungamento dei suoi effetti? Allora, da un lato è vero che ci sono questi andamenti ciclici, dall'altro è altrettanto vero che questi virus, che sono capaci di cambiare, e pensate all'influenza, l'influenza ce l'abbiamo da sempre, dopo 2 anni non se n'è andata, è sempre lì, ci sono ceppi a volte più virulenti, quindi quelle annate in cui l'epidemia di influenza è più importante, più pericolosa, anni in cui è meno, però non è sparita. Quindi insomma il teorema assoluto che i virus durano 2 anni, insomma credo che la realtà ci dimostri che non è così. È vero che i virus tendono ad adattarsi, a creare un equilibrio col loro ospite, no? E quindi si passa dalla fase epidemica alla fase endemica. La fase endemica è quella in cui ormai il virus circola nella popolazione, c'è un'immunità che protegge in linea di massima la popolazione, e si crea la famosa convivenza col virus. Quindi a questo i virologi probabilmente si riferiscono, ad arrivare a una situazione di equilibrio. Ci stiamo arrivando, perché i dati sui decessi e sui ricoveri ci dicono che stiamo arrivando a una situazione di equilibrio. Ci stiamo arrivando anche grazie alla vaccinazione, nel senso che se avessimo aspettato di ottenere lo stesso risultato con l'immunità naturale, avremmo avuto molto più tempo davanti e un numero impressionante di vittime. I vaccini accelerano questo processo e fanno sì che la popolazione abbia un'immunità tale da creare una convivenza col virus.
Se non ci sono altre domande per la dottoressa Ricci, passerei la parola all'assessore Lanzarin per le sue comunicazioni. Grazie dottoressa Ricci, prego assessore. Allora, era stato chiesto un po' le consegne, no? Allora, mi sono fatta mandare la tabellina. Le consegne sono quelle previste settimanali. Allora, tanto sapete che oggi arrivano solo Pfizer e Moderna, cioè AstraZeneca non arriva più e neanche Johnson & Johnson. Ne abbiamo 50.000 mi sembra di Johnson & Johnson, sono lì, e AstraZeneca mi sembra che ne abbiamo circa 80.000, però comunque questi due vaccini non vengono più consegnati, quindi le due consegne settimanali che noi abbiamo sono Pfizer e AstraZeneca e Moderna, scusate. Allora noi da qui a fine mese, quindi fino alla settimana, vi do la consegna settimanale. Sapete che per Pfizer solitamente è il mercoledì, no? Quindi dalla prossima settimana fino a fine agosto, che abbiamo quindi tutte le consegne d'agosto, noi abbiamo le prime 3 settimane ci arrivano 159.000 dosi di Pfizer, le ultime 2 settimane di agosto 162.000, quindi più o meno insomma questa è la consegna settimanale. Per quanto riguarda Moderna invece abbiamo un aumento rispetto questa è la previsione, i dati che noi abbiamo, poi bisogna capire se vengono mantenuti, quindi rispetto ai 40.000 diciamo dosi di Moderna che abbiamo ricevuto nelle scorse settimane, abbiamo nelle prossime 5 settimane una media di circa 70.000-80.000 dosi in consegna alla settimana, se vengono rispettate. Ci sono ancora posti liberi aperti, non ho il dato aggiornato, ma erano rimasti circa un po' meno di 200.000 un paio di giorni fa. C'è sicuramente una flessione durante le settimane centrali di agosto, insomma probabilmente molte persone sono in vacanza e quindi abbiamo visto che durante le settimane centrali di agosto c'è un po' di flessione, quindi ci sono tanti posti liberi, quindi può essere anche invece chi è a casa un appello per prenotarsi e quindi fare la vaccinazione. Per quanto riguarda invece il discorso della scuola, allora, è arrivato un documento del ministro Bianchi questa settimana. Il documento è stato analizzato dalla commissione preposta, quindi dalla commissione istruzione, e poi è passato anche al gruppo di lavoro che analizza le linee guida, e quindi che è composto dalle 5 regioni con le prevenzioni delle 5 regioni. C'è stata conferenza delle regioni ieri e il documento non è passato in conferenza delle regioni, ma ci siamo presi un'altra settimana, quindi andrà la prossima settimana. La conferenza dovrebbe esserci mercoledì prossimo, 4 mi sembra, andrà la prossima settimana e mi risulta che lunedì c'è un incontro tecnico con le prevenzioni, le 5 prevenzioni, per entrare un po' più nel merito del documento. Allora, il documento non entra molto, non ci sono molte novità, diciamo, nel senso che raccomanda la vaccinazione, ma poi non si entra su obbligatorietà, su discorsi insegnanti o su altro, quindi non tocca questo aspetto e va un po' a riconfermare gli aspetti legati ai percorsi separati, l'utilizzo della mascherina, eccetera. Le prevenzioni le regioni insomma hanno chiesto, le relative prevenzioni, di avere un po' più di tempo, e quindi abbiamo chiesto questa settimana in più per analizzarlo proprio alla luce anche dei dati sulle vaccinazioni e quant'altro. Più di così non riesco a darvi, però a dirvi. Domanda per l'assessore Lanzarini, ha finito assessore? Un dettaglio, perfetto, soltanto un dettaglio, non è neppure una domanda. E poi Pederiva. Mercoledì ha detto che il documento torna in conferenza. Conferenza delle regioni per eventualmente, con le modifiche che i gruppi tecnici che da qui a mercoledì ci saranno apportato, per poi essere approvato dalla conferenza delle regioni e mandato quindi al ministero. Insomma, poi che iter farà non lo so, insomma, ecco, però insomma, ecco, questo sarebbe l'iter che dovremmo fare.
quindi la parte sanitaria, mentre la parte scolastica, mi sembra così, ma forse dovete parlare con l'assessore Donazzanna che avrà partecipato, presumo, alla commissione preposta, mentre mi risulta, insomma, io ho sentito che aveva partecipato l'assessore Cavo della Liguria, dice che non hanno fatto grandi osservazioni perché non è entrato, quindi più o meno, insomma, entra nelle stesse dinamiche delle linee che si conoscevano, insomma, più o meno, mentre le prevenzioni vogliono analizzare un po' più approfonditamente anche rispetto all'utilizzo della mascherina, i vaccinati, insomma, vogliono un po' avere una discussione interna tra le varie prevenzioni, i dipartimenti di prevenzione delle regioni. Pederiva. Grazie, buongiorno Assessore. Alla luce dei numeri che abbiamo sentito, in particolare sulla netta prevalenza ormai della variante Delta, cambia qualcosa nelle regole di sanità pubblica? Per esempio i tempi di quarantena, prevedete di modificare qualcosa? No, perché comunque non sono dettati da noi, ma sono dettati da circolari e da provvedimenti nazionali che poi noi applichiamo nei nostri piani di sanità pubblica. Oggi la quarantena è prevista in 10 giorni e quindi rimane a 10 giorni, ci deve essere altrimenti un pronunciamento a livello centrale. Giacomuzzo. L'ultima cosa, siamo in fine settimana, però il dato dell'RT del Veneto e dell'incidenza può darcelo? Sì, lo trovo subito. Per fortuna che ci sono i telefonini che hanno tutti i messaggi possibili, allora cerchiamo la dottoressa Russo. Allora l'RT è 1,97, l'incidenza è di 81 casi su 100.000 e l'occupazione dei posti letto sia in area critica sia in terapia intensiva è del 2%. Ricordiamoci che i parametri sono 10% per quanto riguarda la terapia intensiva, 15% per quanto riguarda l'area non critica, per il discorso del passaggio in un'altra colorazione. E ricordiamoci che per passare in un'altra colorazione ci devono essere tutti e tre i dati insieme, insomma, quindi non basta un unico dato. Ecco. E c'erano soglie anche per l'RT? No, con l'RT no, non c'è, no. L'RT è quello dei 50, quello vecchio, insomma, che era rimasta, eccetera, però per passare con i nuovi criteri bisogna avere uno dei due, non tutti e due mi pare, uno dei due sopra la soglia del 10 o del 15%. Oggi invece noi siamo al 2%, quindi siamo comunque molto sotto per entrambi i dati. Aiuto. Assessore, solo una specifica, allora noi abbiamo il 2% di occupazione totale fra area non critica e terapia intensiva. 2% per area critica, 2% per terapia intensiva. Solo questo, grazie. Bene, se non ci sono altre domande per l'assessore e se i relatori non hanno altro da aggiungere, chiudiamo qui, grazie e alla prossima. Grazie, buongiorno. Torniamo in studio, dunque avete sentito circa un'ora di conferenza stampa, partiti puntualissimi, i dati, gli ultimi, li ripetiamo, quelli dell'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, 2% di occupazione dei posti letto in area non critica e ugualmente per quanto riguarda le terapie intensive, l'RT è 1,97%, l'incidenza 81 casi su 100.000 tamponi. E poi ci sono i dati del Presidente Zaia che ha dato un po' in apertura per raccontare come la percentuale delle persone che finiscono in ospedale, dunque delle ospedalizzazioni dei ricoveri, è sempre di persone che non sono vaccinate. Nella settimana dal 22 al 28 luglio ci sono stati 4.157 positivi, tra questi 2.821 non erano vaccinati, 510 vaccinati con prima dose, 825 vaccinati con seconda dose. Per quanto riguarda i ricoveri, uno solo dei non vaccinati è in terapia intensiva, gli altri 15 che ora sono ricoverati in terapia intensiva non sono vaccinati, e questo per chiarire come la copertura vaccinale garantisca di fatto
eventualmente di contrarre il virus, ma di non finire in ospedale, dunque di non contrarre una forma grave di Covid e dunque di malattia. Su questo poi c'è stato l'intervento della dottoressa Ricci, che ha raccontato come, secondo gli studi anche coordinati con l'Istituto Superiore di Sanità, la variante Delta ormai sia quella predominante. Circa il 97% dei virus che sono stati sequenziati dall'Istituto Zooprofilattico presentava un contagio da variante Delta, mentre invece la variante Alfa è stata riscontrata in coloro che si sono contagiati in vacanza, ad esempio chi arrivava da Malta. Questi sono un po' i dati, poi Zaia ha fatto anche un passaggio sul caso di Grafica Veneta, ci occuperemo di questo anche nei nostri notiziari questa sera, però tutto sommato questo è un po' il fulcro della conferenza stampa. Quindi sì, è vero, ci sono molti contagi, il virus sta correndo, la variante Delta è predominante, il tasso di ospedalizzazione non è alto, dunque non farebbe prefigurare uno scenario di rischio moderato o tantomeno alto per la nostra regione, che dunque rimane a rischio basso. Poi il tema del Green Pass, che comunque rimane ricorrente. Ci fermiamo qui con questo parziale riassunto della conferenza stampa. Questa sera ovviamente ve lo riproporremo nel corso dei nostri telegiornali. Andiamo a vedere le previsioni del tempo, poi pubblicità e poi di nuovo qui in diretta. Ben ritrovati al meteo. L'anticiclone africano si rinforza sull'Italia, determinando una giornata soleggiata sul nostro territorio, ma anche calda. Vediamo insieme la previsione per venerdì 30 luglio. Sul Veneto, dopo la sfuriata di maltempo che ha causato danni e disagi in numerose zone, l'alta pressione ci regala un tempo più asciutto e stabile, con tanto sole ovunque. Al pomeriggio sarà possibile soltanto qualche veloce acquazzone sui rilievi. Temperature stazionarie o in lieve aumento, minime tra 18 e 23 gradi, valori massimi compresi invece tra i 29 e i 34 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove lo scenario sarà lo stesso. Bel tempo anche qui, con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori, isolati rovesci entro sera sui monti. Temperature minime tra 20 e 25 gradi, massime sui 30-33 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà soleggiato dappertutto, con qualche temporale pomeridiano un po' a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 17-19 gradi, massime infine sui 32 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. – 13:42 Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. Tra pochissimo avremo qui con noi il dottor Alessandro Gava, che a novembre, quindi tra pochi mesi, andrà in pensione, una colonna portante della lotta al cancro nel Trevigiano, ma soprattutto non soltanto la lotta e la cura della malattia, ma anche la prevenzione della malattia a partire dai ragazzi, dalle scuole, quindi davvero siamo felici tra pochissimo di ospitarlo. Poi ci collegheremo con Filippo Fois a Venezia, è terminato l'incontro con il ministro Lamorgese e con il nostro Guido Barbato, perché questa mattina a Padova c'era un incontro sull'alta velocità e quindi era presente l'assessore De Berti. Mi dicono dalla regia che abbiamo già il collegamento telefonico, pronto? Sono Filippo Fois da Venezia. Filippo, grazie, benissimo, perché passiamo la palla un po' da una parte all'altra, ma perché sono tante le notizie che abbiamo in Veneto. Allora, com'è andata con il ministro Lamorgese? Filippo, cosa ha detto il ministro? Beh, è stato un excursus a 360 gradi su diversi problemi di Venezia. Naturalmente si parla di sicurezza e la riunione era proprio nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Naturalmente assieme al Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese era presente il prefetto Vittorio Zappalorto. L'incontro si è svolto a Cacorner, che è sede della Prefettura di Venezia, e gli alti vertici delle forze dell'ordine della provincia di Venezia.
Si è parlato, dicevo, un po' di tutto perché i problemi effettivamente sono tanti. Per esempio è stato sottolineato più volte come continui a persistere un forte problema di sicurezza pubblica in via Piave a Mestre. È un problema di vecchia data, ha osservato Luciana Lamorgese, che è stata prefetto di Venezia dal 2010 al 2012. Sembrava che le cose si fossero risolte, lo ricorderete quando qualche anno fa c'era stata una grossa operazione di polizia nell'area. Purtroppo bisognerà nuovamente aumentare e dare una nuova stretta. Si è parlato anche di Movida e quindi della situazione che si era venuta a verificare a Jesolo. La Morgesi ha detto che forse parlare di movida violenta è un po' esagerato, comunque è stato mandato un rinforzo alle forze dell'ordine già presenti a Jesolo, come peraltro capita tutte le estati. Si è parlato poi di manifestazioni no Green Pass, visto che sono previste anche domani. E qua il Ministro ha detto che in questi casi, diciamo, chi contravviene alla legge in caso di, come è capitato, di manifestazioni non autorizzate, ne deve pagare le conseguenze. Ma con questo che non ci sono mai stati problemi di ordine pubblico in questo genere di manifestazioni, anche perché ha voluto sottolineare l'adesione poi di manifestanti è stata probabilmente inferiore a quelle che erano le aspettative degli organizzatori. C'è poi un altro allarme molto serio però che è stato lanciato, ed è quello delle infiltrazioni mafiose in Veneto, soprattutto in questo momento, cioè un momento contrassegnato da una forte crisi per molte aziende, ma anche contrassegnato dall'arrivo di numerosi finanziamenti pubblici, governativi o europei. Il terreno purtroppo è ideale per l'infiltrazione della grossa criminalità organizzata, per cui da questo punto di vista diciamo che l'attenzione è massima per quello che riguarda il Veneto. Senti Filippo, scusami se ti interrompo Filippo, perché stiamo mandando in onda le immagini delle varie manifestazioni Novax, No Pass che ci sono state in questi giorni sul territorio, e proprio oggi a Venezia in campo San Geremia ne è stata convocata una che in qualche modo andrà ad anticipare quelle di domani pomeriggio. Si è espressa su questo il Ministro Lamorgese? Ma allora, proprio sulla manifestazione che si è tenuta a Venezia no. Tra l'altro noi chiaramente eravamo in prefettura, ma da quello che ci è stato detto erano poco meno di 150 persone quelle che hanno partecipato. È stato chiesto al Ministro se il governo ha in mente di varare un protocollo per questo genere di manifestazioni, ma qui il problema non è il fatto della manifestazione pro-vax o no-vax, è il fatto che a volte si tratta di manifestazioni che non sono autorizzate e lì c'è poco da protocollare. Se non sono autorizzate non si possono fare, prima bisogna chiedere l'autorizzazione, per cui insomma sta tutta lì alla fin fine la vicenda. Ognuno può esprimere le opinioni che preferisce, però insomma deve farlo all'interno di quelle che sono le regole, prima tra tutte quella di chiedere il permesso per poter svolgere una manifestazione, che si può svolgere anche per questi temi, però c'è bisogno delle autorizzazioni. E quindi sono previste insomma anche delle denunce, no? Per chi manifesterà? Sembrerebbe di sì. Va bene, grazie Filippo. Vedremo allora ovviamente il servizio questa sera in onda, così ascolteremo il Ministro. È già andato via il Ministro? Il Ministro è ancora a Venezia, si trattiene per pranzo, poi presumo che vada via. Non ci sono altri appuntamenti dunque insomma per la giornata veneziana del Ministro? Da quello che sappiamo noi no, però questo non ci mettere la mano sul fuoco. Esatto, potrebbe fare dei blitz magari nascosti insomma alla stampa. Va bene, grazie Filippo Fois per essere stato con noi, grazie, buon lavoro. Arrivederci. Grazie Filippo. Allora, in attesa di collegarci con Guido Barbato, dicono che mi scrive che la linea suona ma poi non ha alcuna risposta. Vabbè, vediamo di capire come risolvere il problema. Intanto vi facciamo il punto sui contagi, perché a Treviso ci sono stati dei focolai, 2 focolai che sono scoppiati a causa di 2 feste private. Ce l'ha raccontato il direttore generale Francesco Benazzi. Il servizio è della redazione di Treviso e si innesta in un'altra grande operazione che è portata a termine dalla questura di Pordenone, che ha messo i sigilli ad un locale nel Pordenonese, ma un locale che ha fatto delle feste abusive e all'interno del quale è scoppiato un maxi focolaio. Pare ci siano già un centinaio di positivi. Poi vi facciamo vedere le immagini degli uomini della questura che vanno a mettere i sigilli al Pape Beach di Pordenone. Ma intanto andiamo a vedere il servizio di Treviso.
Un altro ventenne sano non vaccinato finito all'ospedale con una grave polmonite bilaterale da Covid è ricoverato a Vittorio Veneto assieme ad altre 17 persone, tutte tranne un 85enne hanno tra i 19 e i 40 anni, tutti non vaccinati o vaccinati con una sola dose. Da ieri il numero dei ricoverati è salito di 9 persone nella Marca, mentre sono 175 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Il virus galoppa trascinato dalla variante Delta e quello che ora preoccupa sono 2 grandi focolai scoppiati in altrettanti locali, uno nell'Interland di Treviso, l'altro nella Castellana. Sono 2 sostanzialmente locali dove i ragazzi si trovano ovviamente per stare insieme, eccetera, e la promiscuità, cioè non utilizzo di mascherine, stare insieme in un ambiente chiuso ma anche all'aperto, scambiarsi magari lo stesso bicchiere, eccetera, hanno provocato un focolaio importante di 20-25 ragazzi da una parte e di un'altra decina, quindicina dall'altra. Noi con i nostri tracciatori stiamo, con la collaborazione di questi ragazzi, stiamo ovviamente vedendo tutti i contatti stretti e anzi preghiamo questi ragazzi di essere onesti e darci i nomi di tutti, perché è fondamentale che questi vengano isolati per non creare ulteriori focolai. L'azienda sanitaria con gli ispettori di igiene intensificherà i controlli sui locali dopo le segnalazioni di questi 2 casi con assembramenti e mancato rispetto delle norme anti-Covid, di qui l'appello ai giovani. Ci si può divertire rispettando le regole, non serve scambiarsi i bicchieri, le bottiglie, eccetera, perché è chiaro che è il modo migliore per prendere il Covid. Purtroppo ricordo a loro che è entrato oggi un ragazzo di 20 anni con una polmonite importante e che saremo costretti a portare a terapia intensiva. Quindi non siete immuni, neanche voi siete immuni, per cui state attenti. Allora, la festa di cui stiamo parlando c'è stata il 17 di luglio, discoteca chiusa è il Papi on the Beach. Vi facciamo vedere, Tony, se riesce ad inquadrare la fotografia che arriva proprio direttamente dalla questura di Pordenone. Questi sono gli agenti che mettono i sigilli al locale, questo locale in cui ci sono stati festa abusiva, 300 partecipanti, almeno un centinaio di contagiati da Covid, ma insomma il sequenziamento è ancora in corso, tamponi sono ancora in corso, per cui il numero dei positivi che vi abbiamo appena dato potrebbe salire. Mi dicono che è collegato con noi il nostro Guido Barbatto da Padova. Guido, buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno a tutti. Eccoci, grazie Guido. Allora, la conferenza stampa oggi a Padova con il sindaco, l'assessore regionale De Berti sull'alta velocità e poi c'è qualche altra novità sul padovano, dici tutto. Sì, oggi c'è stato questo incontro piuttosto interessante sull'alta velocità che sta proseguendo in Veneto, anche se siamo in questo momento alle presentazioni e i cantieri sono, come magari qualcuno ha avuto modo di vedere, tra Brescia e Verona per adesso. Però questo non vuol dire che il progetto che vale 9 miliardi di euro tra Brescia e Padova, è finanziato dal governo per 7,2 miliardi. Oggi, focalizzando un po' su quello che sarà l'intervento nel Padovano, ha partecipato all'incontro insieme lo vedete, il commissario straordinario per l'alta velocità Vincenzo Macello, il sindaco Giordani e la vicepresidente e assessore ai trasporti del Veneto Elena De Berti. Si è quindi focalizzato sul grosso lavoro che riguarda Padova. In particolare il tratto tra Vicenza e Padova costerà 1,5 miliardi e però il progetto avrà a che fare con un vecchietto. Il vecchietto è l'attuale cavalcavia della stazione di Padova, il cavalcavia Borgomagna, che dovrà essere demolito per lasciare spazio ai binari dell'alta velocità che approderanno nella stazione di Padova, anch'essa piuttosto datata, anche se ultimamente rimodernata, dal lato dell'Arcello. Quindi bisognerà anche, che sia il sindaco che l'ingegner Macello hanno parlato di un piano regolatore per la stazione di Padova, perché ci sarà tutto sommato un certo sconvolgimento per dare la possibilità ai binari dell'alta velocità di approdare a Padova. È anche vero che nel momento in cui approderanno a Padova si completerà quello che è stato definito il corridoio mediterraneo, perché sapete che tra Padova e Venezia i binari per l'alta velocità, alta capacità già ci sono, e che quindi il collegamento arriverà da Venezia a Torino, e poi per quanto riguarda l'alta velocità Lione di là, meglio che lasciamo perdere e non ci avventuriamo in considerazione. A parte questo, quindi a Padova si attende molto invece l'arrivo dell'alta velocità, definita anche alta capacità, non tanto perché forse si potrà
aumentare proprio la velocità dei treni. L'ingegnere ha ricordato, pensate com'è particolare questo dato, che un treno di alta velocità per arrivare a 300 km/h ci mette 25 km. Quindi già ragionare di Padova a Bologna comincia a essere, se ne è parlato in passato, comincia a essere poco conveniente forse. E quindi detto questo, però i treni ad alta, raddoppiare i binari vuol dire più treni, sia treni locali che treni che comunque vanno veloci tra i capoluoghi maggiori del nord Italia, tra Torino e Venezia. Il progetto, a che punto siamo con i lavori? Al momento siamo che per quanto riguarda la Padova-Vicenza, che è l'ultimo tratto, verrà affidato il progetto da settembre, si darà il via al progetto definitivo a settembre, ci vorranno alcuni mesi. La cosa è già stata finanziata con un costo di 25 milioni, ci vorranno appunto, vi confermo, 6 mesi. Il progetto riguarda 2 tratte in particolare, è diviso su 2 tratte tra Vicenza e Grisignano e tra Grisignano di Zocco e Padova. Vi dicevo, 1,5 milioni. Tutto passerà un po' per la stazione, ha fatto notare il sindaco Giordani, il tram, oltre agli autobus e la ferrovia, sia quella veloce che quella non veloce. Non vi passeranno più invece all'interno del progetto i treni merci, che avranno una specifica bretella che li collegherà da Venezia alla zona industriale e quindi diciamo alleggeriranno la stazione di Padova dal transito dei treni merci. Quando arriverà l'alta velocità a Padova? Giusta domanda. Tra il 2028 e il 2029, quindi insomma ci troveremo con qualche ruga in più nel momento in cui le avremo date, però almeno una data ce l'abbiamo. Sì, no, meno male, molto bene. Cioè, i vicentini sanno che entro il 26 verrà completato il tratto Verona-Vicenza, c'è un tratto un po' particolare che si chiama attraversamento di Vicenza, che verrà ultimato nel 27, e tra il 28 e il 29 la Vicenza-Padova. Guido, questo grazie. Per l'alta velocità. Guido, ti ringraziamo. So che c'è un'ultimissima notizia, un aggiornamento sul caso Franceschi, indagine caporalato Grafica Veneta che ci devi dare, poi ti salutiamo. Sì, Fabio Franceschi avrebbe convocato nei giorni scorsi alcuni dei lavoratori pakistani che erano in busta paga con la BM Services, questa cooperativa. Offrendo loro un contratto di lavoro a tempo determinato, diretto a nome della sua azienda, un alloggio e un mezzo di trasporto. D'altronde è anche vero che la BM Services in questo momento, cioè questi lavoratori sono senza datore, senza appunto proprietario, senza lavoro. Qualcuno di loro ha accettato e mi pare che non veda l'ora di firmare, altri sono molto incerti perché dicono un contratto a termine non mi garantisce insomma un futuro che prima era fatto di 4,5 euro all'ora, no? Ricordate? Certo. Disposti a tutto pur di prendere uno stipendio in qualche maniera. Ricordo che domani mattina alle 11 di fronte al municipio di Trebasele che Rifondazione Comunista ha organizzato una manifestazione regionale contro il caporalato e lo sfruttamento. Vedremo come andrà e cosa si dirà soprattutto. Grazie Guido, in collegamento dalla redazione di Padova. Buon lavoro a te e a tutti i tuoi colleghi. Arrivederci. Grazie anche a voi, ciao. Allora, giusto il tempo per darvi un'ultimissima notizia di cronaca, perché il nostro ospite ci ha già raggiunto, quindi davvero vorrei voltare pagina, perché c'è una bella operazione della Guardia di Finanza di Montebelluna che ha denunciato il titolare di una libreria e poi ci sono 57 giovanissimi che sono stati segnalati. Cosa è accaduto? È accaduto che questo titolare di libreria ha indebitamente portato a casa 11.000 euro attraverso il bonus libri. Offriva faceva finta di aver ricevuto da questi ragazzi il bonus libri che, lo ricordiamo, vale 500 euro per poter andare a teatro, poter andare al cinema, poter acquistare libri per studiare, e poi invece questi soldi se li era intascati. Aveva dato a questi ragazzi altri tipi di esperienze, come ad esempio le note smart box. Insomma, i ragazzi con questi soldi che arrivano dallo Stato e che sono un bonus si sono divertiti e i soldi sono rimasti in tasca al titolare della libreria, che dunque è stato denunciato. L'operazione della Guardia di Finanza di Montebelluna. Con la cronaca ci fermiamo, perché io vi presento, prima di andare in pubblicità, il nostro prossimo ospite. L'abbiamo già introdotto prima, Alessandro Gava. Buongiorno, ben ritrovato con noi. Ancora primario di radioterapia oncologica del Cafoncello, ancora, perché tra qualche mese lei lascia. Sì.
la pensione. Ho preso questa decisione, quindi... Ma è pronto per andare in pensione l'1 di novembre, se non sbaglio, questa è la data. Dopo una vita come la sua, così impegnata, così dedicata agli altri, alla cura e alla prevenzione della malattia, si è pronti per andare in pensione? È sempre un passaggio molto difficile perché chi studia medicina e esercita questa professione si identifica come persona con il suo ruolo, certo. E quindi è un momento di passaggio a tratti doloroso, a tratti difficile, però ho pensato che dopo 40 anni di esperienza tutti poi svolti nel nostro ospedale sia giusto anche riflettere su come vivere gli anni che rimangono. Ci sarà sempre il mio impegno all'interno della LILT e quindi in campo oncologico sarà ancora operativo con altre metodiche, però ho pensato che sia giusto anche fare questo passo. L'ILT che lei presiede dal 92, se non sbaglio. Esattamente, no? Quindi anche quello è un tempo molto lungo. Un tempo molto lungo, è un tempo in cui lei ha potuto crescere molti volontari, no? Perché la LILT è una grande famiglia. Come la possiamo definire la LILT? Ma la LILT è un'associazione di volontariato che con la mia presidenza si è radicata molto nel territorio. Quando io sono diventato presidente eravamo 60 volontari, adesso siamo 770-780 volontari con 6 delegazioni territoriali che operano a Treviso, a Oderzo, Conegliano, Vittorio Veneto, a Montebelluna e Castelfranco. Quindi si tratta di interagire con tante persone che conoscono bene il territorio dove vivono, che sono di riferimento per quel territorio, e quindi ci ha dato la possibilità, questa scelta, di rendere più capillare il nostro intervento e farci conoscere in pratica in tutto il territorio provinciale. Voi fate tante cose, allora vorrei parlare proprio un attimo della LILT, visto che insomma la stiamo nominando e la LILT è una grande potenza, no? Sul territorio, lo è perché fa tante cose, dalla riabilitazione alla prevenzione. Quali sono i valori su cui si basa? Cioè, qual è il messaggio che la LILT è in grado di lanciare oggi? Ma il messaggio che noi abbiamo sempre praticato è quello di promuovere la prevenzione, perché l'esperienza del cancro è un'esperienza dolorosa, è un percorso faticoso, e quindi prevenire l'insorgenza di un tumore è una mission importante. Per questo noi promuoviamo corretti stili di vita, perché permettono di ridurre l'incidenza dei tumori, ma si è visto anche l'incidenza delle ricadute dopo un tumore. E poi sappiamo che proprio per la fragilità che accompagna il paziente in questo percorso ha bisogno di un sostegno, e quindi cerchiamo di guidarlo, essergli a fianco, dargli dei riferimenti con un supporto psicologico, assicurandogli una riabilitazione se poi avrà bisogno anche di questa, assicurandogli anche un supporto sociale, perché abbiamo delle iniziative in cui si trova a confrontarsi con altre persone che hanno vissuto la stessa esperienza, e quindi può condividere senza remore, che possono esserci magari in famiglia con i consanguini, con altre persone che hanno vissuto la stessa esperienza. È più facile poi condividere questi momenti di difficoltà. E poi i nostri volontari sono volontari che in effetti durano molto nell'associazione, hanno un percorso molto lungo, quindi vuol dire che trovano un ambiente stimolante in cui creare una condivisione di percorso con chi la pensa allo stesso modo, e essere di aiuto a chi ci viene a trovare, a chi ha bisogno, a chi ci segnala. Segnalo soltanto che il servizio di trasporto, che era partito nel 2000, e io avevo anche delle perplessità su questo bisogno, si avvale oggi di 21 mezzi e 190 volontari che percorrono le strade della nostra provincia per accompagnare persone in difficoltà. Per dirvi anche solo quando è cambiata la viabilità a Treviso col PUT, molti pazienti che venivano a Treviso da paesi della provincia erano intimoriti da questa nuova viabilità di guidare con gente che si metteva, e quindi questo servizio ha permesso loro di prenderli a domicilio, accompagnarli fin sulle porte. Anche perché non tutti hanno una rete familiare su cui poter contare, no? Cioè c'è chi ha la famiglia in appoggio che può fornire, appunto, portare a casa, garantire anche la capacità di assicurare un po' di riabilitazione anche fisica, ma non tutti hanno questa rete, quindi di fatto è la LILT
salute che ha creato questa questo servizio in effetti ha avuto un successo enorme perché poi la popolazione è sempre più anziana, i pazienti sono sempre più fragili e quindi trovare qualcuno che ti porta fin sulle soglie del reparto di oncologia o di chirurgia, ma anche la radioterapia per esempio delle volte comporta 25, 30, 35 applicazioni, quindi magari trovare una persona che ti accompagna una volta, prendere una settimana di ferie è facile, ma trovare chi ti accompagna per 30-35 volte non è così facile, poi è un impegno gravoso per la famiglia, quindi ha risposto a un servizio che c'era. Senta, com'è cambiata la cultura della prevenzione in questi 40 anni, sono tanti, e se posso chiederle qual è stata la spinta, cosa l'ha fatta cambiare maggiormente? Ma direi che è cambiato il mondo in questi 40 anni. 40 anni fa non c'era internet per pensare. 40 anni è cambiata radicalmente la medicina, cioè i libri su cui ho studiato 45 anni fa sono completamente superati, non mi sono più di nessun aiuto. 40 anni fa non c'erano le fibre ottiche, che oggi sono fondamentali per esplorare le nostre cavità, era appena nata la TAC che si faceva solo sulla testa, non c'era la risonanza magnetica, c'erano le prime ecografie e non c'era la PET, quindi il mondo della diagnostica è cambiato, il mondo dell'oncologia si è trasformato completamente. Io ho cominciato a lavorare con 2 apparecchi di cobalto che erano delle macchine allora preziose ma che adesso ci vergogneremo di utilizzare perché abbiamo degli strumenti che hanno delle performance assolutamente inimmaginabili quando siamo partiti 40 anni fa. La chirurgia era una chirurgia quasi sempre demolitiva perché si pensava che più si asportava più si guariva, invece adesso si cercano... Si allontanava il male. Adesso invece la chirurgia è quella necessaria, spesso più conservativa perché avere un rispetto poi dell'organo significa un recupero funzionale migliore. La chemioterapia, io mi ricordo che ho curato mia mamma con dei farmaci che erano estremamente tossici, per i quali non avevamo degli antiemetici, cioè dei farmaci contro il vomito che fossero efficaci, tutte perdevano i capelli e c'è stata una trasformazione radicale perché adesso abbiamo dei farmaci a bersaglio molecolare, abbiamo dei farmaci, adesso si parla addirittura di terapia agnostica, nel senso che non ci interessa più capire dove nasce il tumore, ma ci interessa conoscere quali mutazioni sono al suo interno per sparare dei farmaci. Una medicina di precisione. Si chiama medicina di precisione perché al di là di dove nasce il tumore a noi interessa capire dove ha dei foci che siano poi deboli, fragili da colpire con dei farmaci che stanno nascendo e crescendo. C'è la terapia immunitaria che va a stimolare una liberazione di antigeni. Che pare stia dando per alcuni tipi di tumore dei risultati incredibili. Sul melanoma fino a 10 anni fa non avevamo quasi nulla, adesso abbiamo dei farmaci che permettono sopravvivenze inimmaginabili. L'interazione tra la radioterapia e questi nuovi farmaci permette di avere delle risposte che erano impensabili. Quindi da un lato mi dispiace anche lasciare questo mondo che sta cambiando, certo, che è evoluto, però io ho assistito davvero con grande entusiasmo a queste trasformazioni che ci hanno dato strumenti sempre più efficaci. Possiamo dire che lei è il testimone dei frutti della ricerca. Parliamo tanto di ricerca, chiediamo al governo di investire in ricerca e quello che lei ci sta raccontando è l'esito di percorsi di ricerca finanziati anche da persone comuni, insomma, come noi. Infatti quando io andavo, perché poi il mio vecchio primario, il professor Patrese, mi mandava nei paesi a parlare di tumori e di prevenzione e c'era una volta uno dei problemi maggiori che avevamo quando entrava il paziente era di comunicare la diagnosi, perché una diagnosi di tumore era una disperazione per il paziente e non sempre potevamo offrire delle chance di cura adeguate. Adesso questo mondo è cambiato, parliamo liberamente del paziente, sulle opzioni che possiamo offrirgli, sulle scelte ottimali che possiamo dare e quindi è senz'altro cambiato il mondo ed è cambiata anche la prevenzione, perché una volta era uno slogan, adesso abbiamo evidenze scientifiche che alimentarsi in un certo modo, limitare molto il consumo di alcolici, fare dell'attività fisica costante, avere una vita meno stressante, fatta anche di momenti di stop e riflessione, certo, sono tutti strumenti che fanno ammalare meno di tumore ma anche di malattie cardiovascolari, che sono poi i 2 grossi capitoli per cui si muore oggi. E quindi praticare corretti stili di vita significa vivere più a lungo, ammalare meno, ma anche avere una vecchiaia più sana,
perché le donne vivono 5 anni più degli uomini, hanno una vita media di 85 anni, però gli ultimi 5 anni di vita di una donna sono aggravati da numerose patologie e quindi poter invece vivere fino a 85-90 anni ma con una qualità di vita dignitosa è senz'altro un obiettivo che dobbiamo percorrere. Eppure, dottore, possiamo dire che l'incidenza dei tumori sulla popolazione è aumentata? Possiamo pensare che questo paese industrializzato, ora dirò probabilmente un'ovvietà, ma le chiederò anche di confutarla, nel senso che è una cosa che sentiamo e che un'idea che l'opinione pubblica si è fatta. Questo paese industrializzato ha creato un aumento di incidenza nel numero dei tumori. Lei ha visto che sono aumentati i tumori nella popolazione e magari anche quale tipo di tumore? Beh, noi sappiamo che, perché abbiamo dei registri tumori che monitorano l'incidenza delle neoplasie nel nostro paese, quindi sappiamo che l'incidenza è cresciuta di circa il 2% all'anno. Le cause sono da un lato il fatto che viviamo anche più a lungo e fortunatamente l'incidenza cresce con l'aumentare dell'età. Però abbiamo anche, è evidente che l'introduzione di sostanze nell'ambiente che possono avere delle tossicità notevoli è una causa di tumore. Pensiamo solo all'asbesto che ci mette 40 anni per dare il mesotelioma, però sappiamo adesso che questo tipo di lavorazione, questo tipo di elemento è estremamente tossico e può sviluppare l'incidenza di tumore e quindi fare l'asbesto, l'amianto adesso è stato eliminato da molte produzioni e quindi anche questo è uno strumento di prevenzione, soprattutto una scoperta della medicina del lavoro, ma abbiamo anche altre sostanze che vengono immesse nelle acque o in atmosfera che sappiamo essere tossiche, oltre a tutti i cancerogeni presenti nel fumo, nella combustione del fumo di tabacco, quindi abbiamo delle conoscenze su quelle che sono le sostanze che introitiamo e che sono pericolose e pensiamo ai FAS, pensiamo alle cose che vengono utilizzate nell'agricoltura e che poi portiamo sulle nostre tavole, quindi abbiamo delle conoscenze per cui sappiamo che l'alimentazione è uno strumento di prevenzione e quindi lo possiamo dire con maggior sicurezza rispetto a 40 anni fa perché la dieta mediterranea è diventata uno standard di qualità nell'alimentazione, però dobbiamo sapere la provenienza, naturalmente i pomodori o altri elementi non devono derivare dalla terra dei fuochi dove hanno seppellito qualsiasi sostanza tossica, dobbiamo conoscere la filiera di produzione e tutto questo adesso è più tracciabile, c'è un aumento del biologico, quindi abbiamo delle conoscenze che poi si sono tradotte anche in scelte sempre più consapevoli. Quindi lei dice abbiamo delle armi, no? Abbiamo degli strumenti per prevenire, per vivere meglio, parlare di aspettativa di vita o qualità della vita non è più un tabù. Parlando di screening e di prevenzione, so che lei ci tiene tantissimo, secondo lei c'è qualcosa in più che si può fare dal punto di vista della prevenzione? Mi viene in mente lo screening per il tumore alla mammella che parte da un'età che forse potrebbe essere abbassata, cioè le chiedo, secondo lei da qui in avanti che cosa le piacerebbe vedere che la politica, i governi fanno per la salute e la prevenzione dei tumori? Ma noi ci aspettiamo molto da questo Recovery Fund sperando che davvero i soldi che arrivano siano spesi in modo adeguato anche nel campo della prevenzione. Sicuramente l'adesione agli screening sulla mammella si parte dai 45, ma adesso dai 50, ma già si arriva ai 75 e c'è uno studio nella regione Veneta che coinvolgerà circa 3 ULS in cui si valuterà se l'anticipo a 45 anni darà dei risultati ancora maggiori. E mi piacerebbe che ci fosse anche un'attenzione maggiore sul melanoma perché è un piccolo neo, delle conoscenze su come può evolvere questo piccolo neo, cioè le modalità di crescita, l'irregolarità, l'ulcerazione, sono tutti segnali che ci possono far accorgere di qualcosa che varia. È un altro tumore su cui lo screening o comunque l'attenzione può fare molto, quindi sono proprio, oltre che naturalmente quello sul collo dell'utero che è nato per primo proprio per la pressione che le donne hanno dato su questo, su quello del sangue occulto per il carcinoma del colon. Sono tutto sommato alcuni tra i tumori principali, mammella, colon, prostata, su cui ormai sappiamo che il PSA può essere un indicatore della gran parte dei tumori e quindi abbiamo, purtroppo sul tumore del polmone non abbiamo ancora la possibilità di uno screening, ci sono esperienze con l'ATTAC ma soltanto nei fumatori. E questi sono i 4 big killer, cioè i 4 tumori più frequenti e su questi noi pensiamo si possa fare molto. Sta crescendo anche il tumore delle vie urinarie, il tumore della vescica,
per cui non abbiamo ancora degli strumenti di screening efficace, però è un tumore su cui la classe medica sta prestando molta attenzione. Lei ci sta raccontando di quanti progressi si è fatto nella diagnosi e soprattutto nella terapia. Stiamo scoprendo la genetica. Anche questo è un campo molto interessante. Secondo lei dove si potrà arrivare? Ma io ho avuto la fortuna di conoscere il professor Dulbecco alla fine degli anni 2000 e mi parlò appunto di come fosse affascinante questo campo e di come era riuscito con la sua autorevolezza tutto sommato a convincere tanti laboratori sparsi in giro per il mondo di evitare di farsi concorrenza ma di sequenziare un pezzo di genoma ciascuno. E il progetto Genoma è un progetto che ci ha permesso di definire meglio come era strutturato il nostro codice genetico e le scoperte che poi sono derivate in seguito ci hanno consentito di vedere come questi 30.000 geni che caratterizzano il nostro DNA hanno delle valenze molto diverse e hanno delle capacità estremamente notevoli e la scoperta di alterazioni in queste sequenze del DNA in alcuni punti specifici più critici è quello che ci consente adesso di capire quanto la genetica influisce sull'insorgenza dei tumori. E un altro aspetto è la capacità che ogni persona, delle volte anche ogni famiglia, perché si può tramandare appunto geneticamente, ha di riparare i danni. Noi siamo continuamente soggetti a danni del nostro codice genetico e la differenza delle volte la fa la capacità di riparare in modo corretto questi danni che le sostanze dell'ambiente, dal fumo, dei tossici che ci circondano provocano al nostro DNA. Insomma, lei ci sta raccontando che il corpo è comunque una macchina meravigliosa, no? Nonostante la sua purtroppo tendenza ad ammalarsi. La conosciamo sempre di più e le conoscenze che ne derivano sono sempre più parcellari, per questo è anche molto faticoso stare dietro a tutte queste conoscenze che si hanno, perché io mi ricordo che 20 anni fa si andava a un congresso, al nostro congresso nazionale o quello europeo, si acquisivano delle conoscenze che poi ti bastavano per un anno o due nella pratica clinica. Adesso ci sono scoperte continue, ci arrivano sui nostri monitor ogni giorno delle novità e seguirle non è poi così semplice, per cui c'è una parcellizzazione anche delle conoscenze che ormai sta diventando necessaria, però è sicuramente un esempio di come dobbiamo dar credito alla scienza, perché senza la scienza, senza la ricerca, senza gli investimenti nella ricerca queste conoscenze non si possono avere. E quindi io faccio un appello a dare fiducia al mondo della ricerca e al mondo della scienza. Andiamo in pubblicità, abbiamo ancora un quarto d'ora per parlare, parleremo proprio di questo e quindi non potremo non cadere insomma, sulle varie manifestazioni Novax che stiamo vedendo e di cui stiamo dando conto in questi giorni, e poi vorrei toccare con lei anche il tema della carenza dei medici, quindi tra pochissimo pubblicità e dopo di nuovo qui in studio insieme. Eccoci, buongiorno, ben ritrovati, 14:20, siamo in compagnia del dottor Alessandro Gava, felice di ospitarla, dottore, tra qualche mese andrà in pensione, quindi insomma siamo qui per intercettarlo e per fargli più domande possibili e raccontare che cosa sono stati questi 40 anni di grande impegno nella lotta contro i tumori. Partiamo dalle scuole, dottore, di Novax parleremo tra pochissimo, perché voi avete fatto con l'ILT molta prevenzione proprio a partire dai giovanissimi. Perché è importante partire dai ragazzi? È importante perché alcune abitudini, vedi il fumo, vedi l'abuso di alcol, vedi scelte scorrette dal punto di vista alimentare, si acquisiscono alla prima infanzia e quindi noi siamo sempre andati nelle scuole per cercare di promuovere l'attenzione verso queste problematiche con degli specialisti che mirassero il discorso, l'obiettivo a seconda delle classi, poi elementari, medie o superiori in cui andavamo ad operare. E negli ultimi 2-3 anni abbiamo contattato da 22.000 a 28.000 studenti all'anno, quindi davvero un intervento importante anche dal punto di vista numerico. E adesso stiamo anche cercando di valutare i risultati che abbiamo ottenuto con dei questionari sia di gradimento dell'intervento ma anche di cambiamento delle abitudini, perché dei ragazzi che intercettiamo in prima media poi magari li rivediamo in terza media e chiediamo come
come è andato il rispetto delle cose che hanno appreso dai nostri specialisti. Sono consapevoli questi ragazzi, secondo lei, dottore? Ma una parte è evidente che l'adolescenza è sempre un momento molto critico e quindi può essere, i ragazzi possono essere molto diversi in questa fase, però diciamo che una fetta importante dei ragazzi, una fetta significativa percentualmente, segue con attenzione e soprattutto sta all'abilità di chi riesce a interagire con i temi o con gli argomenti che a loro interessano, per creare, ed è fondamentale, un dibattito su queste problematiche, perché la lezione frontale didattica altrimenti ha poco significato se non riusciamo a smuovere quelle che sono le emozioni dei ragazzi su questi temi. E adesso noi abbiamo acquisito e stiamo ristrutturando una nuova sede a Treviso, in cui avremo degli spazi molto più ampi e l'obiettivo è di creare luoghi di prevenzione, cioè dei percorsi interattivi in cui i ragazzi possono fare delle esperienze dirette sia sul fumo che sull'alcol che sull'attività fisica, in modo da prendere coscienza anche con gli strumenti moderni, più moderni e più efficaci, su quelle che sono le problematiche legate alla dipendenza, e quindi come per esempio le grandi aziende cercano di influenzare con vari tipi di pubblicità le scelte che i ragazzi fanno. Quindi renderli anche consapevoli, no, del contesto in cui stanno vivendo. Quindi operare delle scelte individuali che siano consapevoli e frutto di conoscenze che hanno acquisite, e quindi saper leggere anche la realtà che li circonda, i messaggi che gli arrivano, in modo da decodificare se sono messaggi che portano un vantaggio diretto per la salute o se hanno finalità di altro tipo. A proposito di messaggi, lei mi perdonerà i voli pindarici che stiamo facendo in questa intervista, ma a proposito di messaggi, la popolazione Novax, erroneamente la definisco in maniera così riduttiva, ma li stiamo vedendo in piazza in questi giorni con una serie di slogan sostenuti da messaggi che trovano sul web. Che cosa si sentirebbe di dire? Cioè, che tipologia di messaggio lei può dare a queste persone che hanno dentro di loro delle convinzioni molto radicate? È difficile convincere un Novax a vaccinarsi, forse è impossibile. Io quello che dicevo prima, la scienza offre delle garanzie che sono il frutto di passaggi, di conquiste che sono avvenute lentamente, che sono state monitorate, che vengono verificate. E avere paura dei vaccini può essere anche lecito, perché il Covid è una malattia che ci ha sorpreso, per cui eravamo impreparati, abbiamo visto centinaia di virologi dire tutto il contrario di tutto, quindi la comunicazione è stata condotta anche poco correttamente e quindi sono arrivati messaggi contrastanti. Poi internet è un veicolo eccezionale per tutte le bufale di questo mondo e quindi quello che dicevo prima, come educhiamo i ragazzi ad analizzare i messaggi che arrivano, così direi anche gli adulti. Cioè il fatto che adesso si muoia meno significa che qualche evidenza si è raggiunta sull'efficacia di questi vaccini, che poi tutte le cose che noi introduciamo nel nostro organismo comportino un certo rischio, noi lo sappiamo da quando prendiamo un'aspirina a quando facciamo un intervento chirurgico al cuore. Io ricordo che quando ho cominciato questa professione, ne parlavo proprio con un collega l'altro giorno, avevamo sempre nella borsa, quando facevamo emergenza, la Novalgina, che era il farmaco di riferimento, gocce di Novalgina a tutti. Adesso questo farmaco, per degli effetti collaterali che ha avuto, è sparito, però era un farmaco che veniva accettato ed era nelle case di tutti. Allora dico, è evidente che ogni volta che introduciamo nel nostro organismo qualcosa bisogna fare attenzione, però direi che i vaccini hanno avuto questi 4 vaccini che vengono utilizzati hanno avuto una diffusione enorme nella popolazione, hanno degli effetti collaterali, vanno studiati, hanno causato anche una mortalità. Ricordo che anche quando abbiamo fatto le vaccinazioni per il vaiolo ci sono stati dei casi in cui il virus non è stato attenuato correttamente e si hanno avuti dei casi magari frusti ma di vaiolo. Quindi ogni campagna vaccinale può avere degli effetti collaterali e purtroppo anche degli effetti collaterali gravi, però senz'altro porsi dal punto di vista ideologico contro il vaccino dicendo che è un complotto delle Big Pharma e della classe medica è senz'altro un atto irrazionale. Tra l'altro
una cosa che non è sicuramente un complotto e non è sicuramente una fake news è che il Covid ha fatto saltare la prevenzione, quindi tutta una serie di visite, e ha completamente mandato in tilt gli ospedali e qui veniamo appunto alla sua materia, perché non si è potuti stare dietro anche ai tumori, alle malattie oncologiche, perché era necessario occuparsi in questo momento del Covid. Ora le strutture ospedaliere sono praticamente tornate alla normalità, però anche questa è un'evidenza, il Covid ha mandato in tilt il sistema. Ha mandato il tilt perché era un'epidemia a cui non eravamo pronti, basta pensare alle polemiche che ci sono state sul piano della prevenzione del 2006, però anche lì io, quando abbiamo avuto coscienza con il primo caso che si è sviluppato nel nostro ospedale in geriatria, ho riunito la mia equipe, ci siamo confrontati e ci siamo detti: qua è fondamentale che noi assicuriamo le cure, perché sono cure salvavita ai nostri pazienti, e cerchiamo di non ammalare, perché i medici della radioterapia sono 9 medici e ce ne sono solo 9 in provincia di Treviso, e i 18 tecnici che abbiamo sono tecnici che non sono riciclabili, cioè non è che se mi si ammalano 9 tecnici io sono in grado di erogare le terapie, perché sono solo loro che conoscono le nostre macchine, che sono macchine speciali, che sono gli acceleratori lineari. E lo stesso i nostri infermieri sono infermieri specializzati a curare le tossicità della terapia. Per cui abbiamo creato per primi un triage all'interno del reparto, chiedendo a ogni paziente che entrava se aveva avuto sintomi. Abbiamo creato un percorso, da una parte entravano, da un'altra. Abbiamo apprestato quelle minime conoscenze che avevamo all'inizio per cercare di erogare le terapie in sicurezza e non far ammalare il personale. Abbiamo trattato anche 9 pazienti con Covid, mettendoli per ultimi nella serata alle 7:30 di sera e chiamando la squadra che poi veniva a sanificare, in modo che l'acceleratore fosse pronto per il mattino. Quindi dico, bisogna ragionare su quello che è possibile fare e scegliere strategie ottimali per far fronte a queste epidemie. Dottore, la carenza dei medici è un altro tema, purtroppo siamo ancora quasi in chiusura, io vorrei intervistarla almeno per altre 2 ore, ma la carenza dei medici, facciamo un passaggio su questo, perché il Covid ha reso evidente anche questo. Allora, numero chiuso medicina, sì, no, come fare? Ma direi che la carenza si è emersa, una carenza soprattutto di anestesisti, perché quando abbiamo avuto bisogno di avere medici specialisti in rianimazione ci siamo accorti che non ne avevamo un numero sufficiente, per cui abbiamo spostato tutti gli anestesisti dalle sale operatorie nelle rianimazioni, abbiamo trasformato le sale operatorie in stanze di rianimazione. E poi abbiamo bisogno di un turnover anche per i medici di famiglia, perché ci siamo accorti che sono morti molti medici e che erano tutti in un'età simile alla mia, quindi ci siamo accorti che la mia e le generazioni intorno a questa età non saranno rimpiazzate in modo adeguato numericamente. Ci mancheranno a Treviso, mi pare, nel prossimo anno 75-80 medici di famiglia. Allora, aprire i corsi di laurea, secondo lei è la soluzione? È fondamentale aprire alle specializzazioni, perché l'imbuto che abbiamo adesso non è tanto sul numero di medici laureati quanto di medici specialisti, e questi sono necessari perché senza la specializzazione alcune discipline non si possono praticare. E poi scegliere delle forme di verifica dell'idoneità magari diverse da quel quiz che viene fatto e che non permette magari a persone che hanno una vocazione di esprimersi. Penso anche al modello francese, in cui tutti possono partecipare al primo anno e poi la verifica si fa su chi riesce a passare in modo più brillante il primo anno di medicina. Direttore, siamo davvero in chiusura, avremo modo ovviamente di riospitarla qui. Un'ultima battuta: lei va in pensione il 1° novembre se non sbaglio, ma ha creato un'equipe che di fatto eredita e porta avanti il suo lavoro. Senz'altro io sono orgoglioso dell'equipe, perché sono persone che ho scelto una ad una, che sono cresciute insieme a me, che hanno condiviso gli obiettivi che hanno caratterizzato il mio modo di intendere la professione e anche il mio stile direzionale, sia i medici ma anche i tecnici e gli infermieri, per cui senz'altro continueremo con lo stile e la disponibilità e l'empatia che c'è sempre stata nel nostro reparto, e quindi questo posso assicurarlo. Poi passeremo
probabilmente a fine 2022 nella cittadella sanitaria. È un reparto che ho contribuito a disegnare e a realizzare e sarà un reparto che avrà anche un intervento della ditta Carron per l'umanizzazione, per cui mi hanno garantito che la nostra hall, che la nostra entrata non sarà di tipo ospedaliero, ma sarà come in un grande hotel con dei divanetti, con dei colori che daranno al paziente anche uno stile di rilassamento che è molto utile per chi affronta una dura prova come la radioterapia. Che è un po' l'impronta che lei ha sempre voluto dare anche per i piccoli in corsia, ed è quello che lascia dopo tanti anni di lavoro. Comunque, ripeto, avremo ancora modo di averla qui. Grazie a Alessandro Gava, direttore della radioterapia oncologica dell'ospedale di Treviso, nonché fondatore della LILT di Treviso. Grazie. Grazie a lei e grazie agli spettatori che ci hanno seguito. Grazie per essere stati con noi. Torneremo come promesso ad ospitare il dottor Alessandro Gava. Grazie, arrivederci. L'informazione torna questa sera alle 18:30 su Antenna 3.